Buona inclusione a tutti. Salve, Allora, buonasera. io inizio a settare già un attimo per dopo la pagina di www.Silent Hill forse c'è una data d'uscita.it. No, questa. Va bene, vedremo dopo come fare. Perché giustamente... Ok, basta, va benissimamente chiudere. Ecco qua. Eccola qua. Ok, allora, per dopo siamo messi bene, Gianmarco. Sembra che debba essere un annuncio solo riguardante Silent Hill F, ma io degli altri titoli, soprattutto quello di Dot Nod, se mi ricordo bene la casa di produzione, io quello là lo vorrei. Quello là lo vorrei. Allora, nel frattempo facciamo un po' di Persona 5X perché è uscito l'aggiornamento nuovo, quindi rimetto la chat, casomai me ne sarebbe qualcuno. Allora, io effettivamente leggendomi un commento sulla chat, se per caso quest'anno esce anche Silent Hill F, ma sai che è un anno Non è bello male, pieno non è questo? male, sì. Sì. Cioè manca solo l'annuncio di Atlas, la ciliegina sulla torta, tu fai vedere quello con un Subito. 6 e siamo a posto. Poi troppo. Un remake del 4, Quello poi. un remake dei primi due, cioè c'hai tanto da fare Atlus, per piacere, fai qualcosa. Ti vogliamo dare i soldi, fatti darsi i soldi Atlus, per piacere. Allora, 5X sei partito stamattina. Ok, vedi. Black Wings. Però voglio una voce che dice pure P Studio, perché Bruce sta solo installato così, nessuno ce lo calcola. C'è un altro aggiornamento, ok, a posto. Vediamo se me lo fa in automatico. Ma a postissimo. Che per alcuni devo togliere il traduttore che giustamente se no non se lo prende. Allora, eccoci qua. Benvenuti nella 3.5. Ho tolta la password. Magari da sradia. Però noi non ci abbattiamo. Allora, noi andiamo a prenderci la password. Ok. Facciamo ricordo, così se la ricorderà. Allora, io ho avuto problemi con questi all'inizio, ho capito come devo fare. Vedi le immagini qua sopra? Sì. Si premono in ordine. In questo caso sono solo due per fortuna. Quindi uno e due. Fatto. 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 Ho capito. Ancora? Questo è più difficile. Allora, Questo quello in qua, basso, quello al questo qua, centro, quello a destra e poi questo quell'altro. qua. Ok. È un minigioco per entrare, capito? Bello il minigioco. Fortunatamente me lo fa una volta ogni 3-4 mesi, quindi perdi quei 2 minuti e a posto così. Però la prima volta ti lascio immaginare il mio e che cazzo devo fare? Io che prego. Allora. Take your time. Ci abbiamo 40 minuti, Persona 5X, quindi... La diceva comunque inizia alle 22:50 la pretrasmissione. Sì, noi ci mettiamo là e iniziamo a vedere. Eccolo qua. È lui o non è lui? Certo che è lui. Il signore Ensino Iacchetti, 12 giorni. Allora. Uscito il suo evento. Improvvisamente è apparso il ragazzo bianco e in realtà un detective. Detective è il lato strano. Identità apparentemente opposte, come sarà la cooperazione? Con l'aiuto del detective è possibile svelare il mistero del palazzo? Il problema è che c'è anche lui. Hanno aggiunto anche lui. Di nuovo. Lui è José. Anche qua. E quindi è stata aggiunta sta cosa da fare un paio di missioni e di esplorare forse un po' di il memento, quindi questa poi me la vedo domani.
Nuova boss fight con questo coso che non so cosa sia. Sì, Uno sgrondel di cui... Dio del sogno alieno. questo è McFausto. L'ombra più potente del misterioso palazzo, il cui corpo era ricoperto da spruzzi di colori sognanti. Livello 26. E ci sono tutte le cose da fare qua. Io lo lascio sotto e faccio a te. Allora. C'è un regalino e si prende, perché no? Gianmarco, allora. Blocco gli obiettivi. Vediamo qua che cosa c'è. Io ho preso il pacchetto questo qua che dà un paio di gemme perché lui no. Ah, quindi no, ma adesso ci mettiamo qua, no, ci mettiamo qua, ecco qua. C'ho poca roba perché giustamente mai iniziato, quindi mo mi metto in questi giorni, farmo tutto però lui c'è, quindi Per ridere. Vai, vai. non succede, ma si succede. Ah, l'hanno cambiato. Ok, l'hanno fatto più grande così non dobbiamo sforzare. Frutto. Anzi, frutto porta bene. Lui ci insegna che il frutto è potere. Frutto. Guarda bene quel. Guarda bene quel foglio. Oh. Ah, no, no, perché? Niente. Niente. Peccato, peccato. Non la Va bene, va bene, va bene. Va bene. Ma quel fascio. Vabbè, è uscito. Un PG. È che quando fai quello là, giustamente qualcosina c'è sempre. Però io adesso posso prendere qua. Ho 20.000 monete qua e non è ancora passato il mese, quindi io quello che possiamo fare per guadagnare un pochino di risorse è... Ma questo non si aggiorna, mo. No, questo non si aggiorna. Va così, pazzo. Vedo se esce qualcosa qua per fare qualche altra... Minchia! Vabbè. Già è andata bene. Vabbè. Già è andata bene. Caccio un altro 5 stelle, San Montana. Madonna puttana. No, quello faceva così, forse la pubblicità. Però ha dato pure 30 gemmine, quindi mo... Sono due carte... Buttati, butta. Ok, ottimo, ottimo. Palenzogna. Sì, perché lei di fatti... sì, Lei. c'entra col baseball. Allora, Guida. a questo punto, se noi andiamo qua, possiamo fare così e sono 4 carte. Mica male. Ora, se noi andiamo qua, facciamo un po' di fruttol qua. Non fa l'ultima. Anzi, qua devi scegliere tu la parola. Io ho provato il frutto, ma non è andato frutto. Aspetta. Troppo tardi, Sì, con la S non mi sto trovando. Al contrario. Va bene, va bene. Sì. Oh. No. Va bene. Però si capisce. Guarda se usciva. Porca la... Però vedi, Francesco porta bene. Potrebbe essere, non la conosco, non ce la vuole far conoscere. È un problema. La mamma. Tutta la famiglia Greg. Incredibile. Dai. Questo è lui, di fatto. Questo è Francesco. Questo è lui. Manca il papone. Fai uscire il papone, dai. Caccia terzo personaggio. No, però sono 2 qua. Ok, io inizio a prendere già le 2 carte e me le tolgo da mezzo Ci portiamo avanti. per dopo. Mo
Io nei prossimi giorni mi metto e mi faccio. Già da qua sono 1690 gemme da prendere. Già solo qua. Più carte che trovi all'interno, più tutto il restante degli oggetti, eccetera, eccetera. Quindi ci sono belle cose da prendere qua. Mi faccio un po' di eventi, mi faccio un pochino di cose. Io intanto prendo un po' di frutto perché... Sì, dai tutto. Andate a lavorare, Dai tutto, sì. Facciamo questo. Facciamo questo 13 minuti. E facciamo questi, che mo che arriva lui, perché lui arriverà. Questo si ritira domani. Pacchettino gratuito. E via. Queste sono per 10 monete, questo è più per l'arma. $68. 68. €8,66. 10 euro una mamma. No, sono 10. E 10 carte fai una multi. A me mi serve far salire l'indicatore, quello è il punto. Anche perché per questo qua, lo so, devo aspettare se mettono più qualche pacchettino speciale durante questo periodo qua. Che quelli che ci sono... Io ho tutti questi qua che si sono sbloccati, eccetera, eccetera, ma non ci metto proprio le mani e che non li spendo. Io sto prendendo solo questo qua, quello là che ogni giorno ti dai 100 e costa €4 per 30 giorni. Butta dentro. Ho preso questo qua a €2, che sono 100 al giorno per una settimana, quindi comunque sono 700 più contanti. Stava €4, ho detto a questo punto mi alzo un pochettino le personalità con lui, però tipo a prendere pacchetti come questo, 328 yen cinesi, che sono €41, questo no, questo no, questo no. Allora, c'è qualcosa di nuovo qua. Dove sei in Persona 5, Presidente? Presidente, noi siamo felici che ti abbiamo qua, però... Forse che ho sbloccato qualche altra cosa? Trattamento ok. Vedi, lui si è evoluto, non deve fare più la televendita. Vuoi un cavolo? Posto, venduto cavolo. Via. Quindi mi potrò mettere un giorno e recuperare tutte le ricette per non andare 50 volte avanti e indietro. Che bello. Ma dove è il presidente? Presidente può questo ed altro. Allora, facciamo un po' di punti e un po' di cose così facciamo passare il tempo. Tanto comunque già sono 30, quindi mi tolgo un pochino di... no, giustamente c'avevi ragione anche tu. Ok, qui hanno messo per i gettoni, ma non mi servono, io mi continuo a caricare di questi. Così quando prendiamo lui, perché lui andrà preso, gli potenzio tutte le abilità e via. Hanno anche migliorato il motore grafico e l'impostazione, infatti sta girando meglio e si vede anche un pochino meglio. Eccolo qua. Cioè oramai viaggiano sui 10.000 contro alcuni nemici. Lei con la chitarra la sfrutto poco. Lei con la chitarra ha l'abilità che fa fare una ulti agli altri, quindi ne riusciresti a fare anche due in un turno. Ah, questi sono Arturo, Armando e Ciro. Sì, sono proprio loro. No, Armando e Ciro. Ecco, è a posto, ragazzi. E lui giustamente dice che faccio solo un turno. Boom. Ecco qua. Allora. Già. Ne prendiamo 5. Prendi un po' di frutto, a posto così. Allora, nel frattempo, pure giusto per portarmi un pochino avanti, vediamo un po'
Non avvio qua perché c'è la modalità storia nello stage che appare anche su Persona 5 e sarebbe un pochino spoiler. Quindi io vado a livello 10 qua, affrontiamo Pippo Baudo. Che ricordiamo il capellone. Allora, mettiamo dottoressa, che dottoressa ci servono le cure. Poi, visto che ti voglio menare per bene, mettiamo Ryuji. La Zinona dovresti levare secondo me così. No, lei adesso la tolgo, sto pensando un attimo a chi potrei mettere. Genità questa cosa, fa. Fa contro proprio tutto quello che io... Poi lei è il PG nuovo. Ghiaccio per... Ghiaccio e mena pure un bel po', solo devo farla salire un altro po' di livello. Makoto. Anzi no, Ann. Che io per un po' di culo, loro che sono 2 5 stelle, sono riusciti a potenziarli già al massimo. Quindi loro fanno un bel po' male. La dottoressa sta messa bene. Dottoressa, mi manca solo un segmento e dovrei riuscire a far arrivare all'ultimo livello, dove una volta per match può restare in automatico una persona andata giù. Ok, quindi aspetta un attimo. Buonasera Gabri. Buonasera. Passiamo un bicchiere. No, ma non vedevo collegato nessuno. Ho detto che sei? Tutto bene Gabri? Allora, anche per un'ottica futura di fight, Gabri, in tuo onore, Gabri, vedi che c'è un'altra volta un virus sul computer e stanno arrivando un sacco di messaggi su Steam. Fai attenzione sul web. Fai molta attenzione sul web. Tutto bene comunque, Gabri? Spero che funzioni la chat perché penso stia scrivendo sotto. No, aspetta, vediamo subito. Salve. Sì, difatti ha scritto ma non è andato. Programma di chat. Perché lo chiudo e lo riapro? Aspettate. Sì, tutto bene fortunatamente. Non mi hanno hackerato su Discord. Non ho craccato niente. Bravo, non craccare, Gabri. Gabri, non craccare. Non fare il craccone. Non farti di giustamente, ma penso che tu sia una persona abbastanza intelligente da evitare l'uso di cose che ti fanno male. Quindi... No, no. Allora, Gabri, prova a scrivere qualcosa, fammi vedere se mi arriva il messaggio in chat. Domanda, come elimino i messaggi su Steam? Non lo so. Non lo so, Gabri, aspetta, aspetta. Fammi vedere se riesco a capirlo pure io a volo a volo. Allora. Bello perché poi mi arriva la notifica di Gabri con quell'error e io penso che è un errore e poi mi ricordo che lui... No, in realtà non c'è cancella messaggio, pensavo ci fosse. No, non si possono cancellare. No, per me non ci sono problemi, io dico a te, ma tu un antivirus ce l'hai sul computer? Fammi vedere se per caso si apre di qua sto deficiente. Ok, dovrebbe andare bene, credo adesso. No, il programma di chat stasera non vuole andare. Benissimo, domani ci troverà una soluzione al problema. Solo vedere se per caso posso fare questa più grande, perché sennò tu ti ciechi un occhio. Aspetto chat. No, già al massimo qua. Vedo nel caso di avverta te. Riesco a farlo un po' più... Sì, Posso farlo un po' così. Ah, per giustamente. Dai, volete gettare il sangue tutti quanti così mi fate fare già un bello step up? Io con questo nemico non me lo ricordo in Persona 5. Che di solito nelle modalità queste qua dell'evento con Persona 5 Royale c'erano poi i boss che ci sono anche nel gioco. Questo qua non me lo ricordo proprio. Questo però a livello 30 o 40, comunque il livello massimo farà male.
Io finora tutti gli eventi questi qua su 6 che ne hanno fatti in totale, almeno 3 sono riuscito a completare il livello massimo e sbloccare la medaglia d'oro. Serve un cazzo, però sono punti. In che senso è successo ieri? Che è successo? Il fatto dei messaggi mi sono arrivati. Mi sono arrivati, aspetta, te lo dico subito. Alle 17:46 di oggi e alle 15, no, di ieri. Tutti e due di ieri. No, Gabri, sto litigato con gli orari in questi giorni. Ieri ero convinto ci fosse il direct di Silent Hill, invece era stasera. Per fortuna che c'è Gianmarco che mi riporta con i piedi a terra. Ok. E quindi già qua sono un paio di punti. Quindi ci sono gli obiettivi per la sfida. Guarda qua, 50, 100 gemmine, 100 gemmine, 80 gemmine, tutte gemmine. Benissimo, benissimo. Vediamo se riusciamo a farne un altro 38. Sì, ne faccio pure 15. No, 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 mi ricordavo oggi che si era aperta la notifica, ma in realtà sono di ieri i messaggi. Anche perché poi è sempre lo stesso che ti becchi. Se con tutti i messaggi che mi sono arrivati dove regalavi 50 euro su Steam, wow, Gabri. Wow, mami. Ok. Dai, morite presto che dobbiamo vedere Silent Hill. Posso anche di Gabri sei piccino, non puoi vedere Silent Hill perché Gabri l'ho conosciuto su Outlast, quindi già questo è pura fantasia. A me mi dispiace che non ci sto riuscendo più a giocare ad Outlast, ma quando abbiamo meno robe e meno cose, se riesco a riportarlo. Push the snitch, chissà che fine ha fatto quel ragazzo. Chi lo sa? È ancora vivo, No, è vivo perché ogni tanto lo vedo aprire OBS se non mi sbaglio. Ok. Mo mettiamo il direct, il Silent Hill Transmission e voglio sperare che almeno, guarda, seppure non quest'anno, almeno inizi dell'anno prossimo, che effettivamente un bel Silent Hill io è proprio da tempo che me lo vorrei fare. Speriamo che facciano vedere un pochino di più dell'ambientazione. Poi in un mondo perfetto Capcom farebbe uscire Resident Evil 9 e in un anno gioco il nuovo Resident Evil e il nuovo Silent Hill con GTA, Dead Stranding 2 e Persona 6. Un po' troppo. Non credo. Sembra un po' too much. Niente, Persona 6. Niente, tanto è inutile che ci metti il pensiero, Enzo, che possa esserci qualcosa quest'anno. Secondo me è una cosa ai Game, no ai Game Awards ma al Summer Game Fest. Anche perché già ho qualcosa PlayStation, perché pensandoci Atlus, ma che cos'ha in mezzo che deve uscire? Niente, niente proprio, quindi un titolo lo deve presentare. Oggi non è detto in realtà, perché Si vede un anno sabbatico con tutti i soldi che stanno pigliando. Certamente. Non è che una casa da facendo un gioco all'anno, lo zii. Cioè, Sì, fai uscire un gioco all'anno. sai chi le fa queste cose? Game Freak, Ubisoft, questa gente qua. Anche. Sono uscite altre lamentele su Ubisoft oggi, non ho capito manco il perché. Ah sì, se ho letto bene la notizia, sembra che siano stati nascosti agli azionisti. Non mi ricordo con precisione chi, però mi ricordo che c'era Microsoft e un'altra casa che si parlava dell'acquisizione di Ubisoft. Quindi mi devo andare a vedere un attimino la notizia per bene dopo. Che poi è mio fratello a scaricarmi i virus e lui che mi cracca i giochi. No, ragazzi, non craccate i giochi. Craccate. Io più che altro ammetto anche a casa di amici qualche volta abbiamo craccato qualcosina, ma più che altro perché visto che di molti titoli non ci sono i demo o modalità per provarli, giochi che costano 60-70 euro, non è che uno dice ok lo provo, che poi ti fanno problemi con i rimborsi e cose varie. Ti fa una piccola prova e poi se ti piace si compra. Luca.
Dai, morite, dai. Vabbè, difesa la stiamo facendo, loro si rigenerano ogni tot. Questa è una battaglia che domani mi devo mettere un quarto d'ora prima e studiarmi il tutto. Preparo, lancio, lo metto sul secondo schermo, mentre loro fightano io mi metto a lavorare. Persona Dio 22.000. 26.000. A parte che si è rimesso il party di prima, ma vabbè. E c'ho il grimorio completo, c'ho tutti i persone usciti finora. Tranne quello che hanno aggiunto oggi, che a questo punto devo fare i gettoni. Aglia. Difatti la cosa che stavo pensando a proposito di Silent Hill, visto che sono passati dei mesi, ho formattato il PC, sta andando tutto meglio, se trovo la chiave a poco, io, perché poi l'abbiamo lasciato a metà e ci stava pure piacendo, a questo punto, visto che l'andava... merda proprio... No, nel senso potevo fare... no. Ci sono le live che lo testimoniano. Ringraziamo il nostro amico che ci fece usare il suo account, però tutto bene gliel'ho ridato perché... Capito? Grazie, ma no, grazie. Almeno la prima parte siamo riusciti a farla, ma arrivati al lago è diventato impossibile. Cioè che poi c'era l'ospedale dopo. Vabbè, vediamo la chiave quando scende un pochino. Vedo un po' se va meglio sulla Play o su PC e lo si fa a questo punto. Ah, perché poi all'inizio si sentiva molto lamentarsi del fatto che non andava bene, poi non l'ho sentito più, quindi o perché è passato il suo tempo. Io oggi ho finito la trama di Monster Hunter, finalmente. Bene. Ho fatto l'Arkwell di incazzato nero, è stato divertente però. Poi finalmente posso farmi i cazzi miei. A me ieri è successa una scena bellissima dopo che te ne sei andato tu. Mostro salito su una rupe bella alta, io per fare una schivata all'indietro e col mostrone davanti, perché lui si è messo tra la discesa e il precipizio, per fare una schivata ho fatto un salto di un paio di minuti cadendo giù. Lui stava a livello 1, io sono sceso fino al livello 3. Quindi ho dovuto un attimo fare tutta la risalita perché sono caduto completamente giù. Che cazzo, ci siamo incontrati a metà strada, però. Siamo incontrati a metà strada, sì. Puoi morire per piacere, dai. Dai che sei morto, dai. Almeno mi sono tolto già 15 livelli davanti. Dai. Io voglio sperare che non fai male. Se no devo usare la combo. Devo usare dottoressa che mi cura. Non ricordo il nome. C'è il combattente di ghiaccio che ha come abilità quella di metterti lo scudo durante i fight. Quindi un po' metto scudo. Un Ryuji incazzato nero che mina e fa male con le botte. E piano piano me li faccio fuori resistenti. Aglia. Dai che sei morto, dai. Torata. Minchia, ti curi 37.000 botta, però. Anche perché visto che le meccaniche uniche di alcune boss fight me le traduce, ma me le traduce... Se capisce o non si capisce, più che altro le provo con esperienza personale direttamente. Poi sei morto. Basta, più. Basta. Morto? Ah, perché giustamente c'avevi 2 vite. Cazzo. Quindi aumenti il numero di vite che c'hai oppure nel primo fight ce ne avevi uno. No, sta squadra qua va bene per questo. A livelli più alti già faccio che già sto 82 e sono 120 round. Ok, dai che ce la fai giusto in tempo. Dai, su 47. Sarebbe uscito lo stronzone con le pullate, almeno, capì? Niente. Vabbè, però lui è stronzone, quindi giustamente si deve
Si deve far desiderare un po'. Aspetta, tanto arriverà. Sembra che ha detto femmina. Così la mala femmina. Dai, autofight, ce la fai o devo intervenire io? Ok. Danno alzato a tutti. 26.000, 29.000, 32.000 più il bonus. No, tu non vai proprio bene con quell'abilità qua. Dai. Oppure Han che gli mette fuoco di continuo con la meteora. Dai che sei a metà, dai. Ok. Devo cambiare il persona a me perché debolezza agli attacchi nucleari e sta cosa non va bene. Il problema è che lei mi fa perdere troppi turni e che l'attacco suo viene bloccato da tutti. Ok. Tutti deboli agli attacchi nucleari. Allora, aspetta. Ok. No, sta mossa non serve. Fai la ulti a lui. Ecco qua, a posto. Facciamo così. Così già va meglio. Ok. Dai che ce n'ha pochissima, vai, 10 turni ci abbiamo. Allora, aspetta, se sono 10 turni. Non è che se si devono eliminare tutti e 5. Iniziamo a fare così. Almeno 2 se ne vanno. Se becchi un altro po' di danno da qua. Ah, ok, ho detto cos'è sto suono sotto? È partita l'anteprima di... Ho detto che cazzo è successo adesso? Dai. Ma non ce la faccio per uno scudo, mortacci suo, vabbè. Quanti turni sono? No. Ma non c'è, guarda per quanto non ce la faccio. Non ho scudo, cioè. Va bene, mostrone. Mostrone, va bene. Va bene, va bene. Oh, aspetta, 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 aspetta. Aspetta. Così solo tutti tu. Aspetta, io ho un turno. Quindi se per caso abbassandogli un pochino le statistiche, se riesco a fare qualcosa. Anche se credo debbano morire tutti e tre. No, vabbè. Nope. No, devo togliere lei. Ok. Vabbè. Domani mattina mi devo ricordare di controllare la squadra ogni volta. Va bene, allora. Lui ci saluta per oggi e domani mattina dobbiamo fare 4 chiacchiere di te perché questo tuo comportamento non mi è È stato piaciuto. scostumato, è stato scostumato. Sono una persona molto scossona. Allora. Boh, adesso. Chiudiamo la chat qua. Facciamo un rapido cambio. Così.
Nel frattempo io cambio la categoria. Ok. Cosa è successo? Tom, grazie mille per l'abbonamento. Un anno, è vero, Tom, porcaccia la miseria. È passato un anno. Grazie davvero di cuore, Tom. So che ti costa per meno. No, Tom. Tu, anche se ci costi, ci fa piacere. Tu sei un gosto che ci fa Tu piacere. puoi farlo, tu. Sei arrivato al momento giusto, stavamo per seguire il Silent Hill Transmission sul nuovo Silent Hill. Non dovrebbe durare neanche tantissimo, quindi se resti con noi e commenti e ci dici cosa pensi di quello che sta tentando di portare Capcom, per l'amor di Dio, No, non... sacrilegio Konami, anche perché è scritto qua, quindi... è un casino poi dopo, viene arrestato. Tom, davvero, grazie di cuore, veramente. Oh, grazie mille. Tu sei appassionato di Silent Hill, li hai giocati, ti piacciono, fai il cagotto con gli horror, com'è il tuo rapporto con Silent Hill? Quindi il programma di chat dice sono aperto e sto funzionando ma non sta funzionando, vabbè, quindi... non fa niente, non fa niente. Allora, io metto a tutto schermo. Ecco qua. Ora, ricordiamoci, come ho detto prima in pre-live, così pure Tom è conscio se mi sentirà all'improvviso dire parolacce. L'altra volta l'appuntamento per la transmission l'abbiamo rispettato. È partito un primo conto alla rovescia, anche bello lungo. Finito quello è partito subito un altro conto alla rovescia. Ora Konami, se mi fai la stessa cosa... Bocciata. Bocciata. Incazzata. Bocciata. Subito. Che già l'appuntamento era alle 23. 22:54, siamo in perfetto orario. Non possiamo dire niente. No, al momento non si fanno le 23:01, che ancora non è iniziato, non si può dire niente. ora che mi fai un countdown di 10 minuti alle 23 io ci sto, perché giustamente A 10 minuti avevo... Cosa ha scritto Tom? Ho visto qualche video, sono andato... Figo e Pitti è la demo più bella che abbia mai giocato. Ricordo quel pomeriggio quando lo provai con i miei amici, mamma mia. Mo deve uscire Poi esce OD. E ricordiamo sempre che Kojima sta cucinando il suo più grande progetto di sempre, quindi per Sony. Lasciate lavorare Kojima, per piacere. Kojima ha fatto la media con Konami, non mi vuoi far fare PT, non mi vuoi far fare Metal Gear, mi faccio il mio studio e me li faccio io. Stronzata Konami, Konami si è giocata un asso. Veramente avete fatto una pessima giocata. Poi magari può piacere lo stile, può piacere il modo in cui fa il gioco, può piacere il modo in cui lancia certi messaggi, ma di certo io dico tranquillamente che c'è una bella differenza tra tutti gli sviluppatori che ci sono oggi e Kojima. E come Kojima ce ne sono tanti e sono quelli che l'industria dovrebbe portare un pochino più in alto. Parere mio. Ovviamente poi non sappiamo. Praticamente un po', cioè sì. Non sappiamo però come lavorare con Kojima, così magari è difficile. Guarda, stanno uscendo ovunque casini e problemi in vari studi, tutte le notizie che cerchiamo noi di solito. Sulla Kojima Production, ma fosse uscito una a di guarda, poi se lo nascondono. Ok. 4. Konami, stai partendo bene. 5 minuti prima, timerino di 5 minuti e si inizia. Fai uscire un countdown di 10 minuti, do un cazzotto in testa, ti do. Idea. Io difatti OD lo sto aspettando di cuore. Io purtroppo il problema da quando ho giocato Resident Evil 7 col VR non riesco tanto a spaventarmi di alcuni giochi horror. Però poi Mortuary Assistant mi ha fatto fare il cagotto, non so il perché, forse per la persona con cui ci stavo giocando in quel periodo, ma questa è un'altra storia. La Kojima che attiva il multiverso rendendo il pelato a testa in giù una delle icone più memorabili dei videogiochi. Tom, ti dico, abbiamo visto in live il trailer di Dead Stranding 2 l'altro giorno. Tu penso l'abbia visto, io
Io facevo la bava. Io ho fatto la bava col trailer di Dead Stranding 2. La possiamo aprire? Assolutamente sì, Gianmarco. Assolutamente sì. Ma poi ho visto questo, questo Ora non ricordo. Perdonatemi, l'attore italiano, quello che Luca Marinelli. Luca Marinelli, non mi veniva in mente il nome. Luca Marinelli. Quando alla fine è apparso Marinelli che ci mette la bandana modalità Snake, io ho applaudito di cuore. Quella è la pura vendetta videoludica di Kojima. Si è compiuta, punto. Ho visto, sembra narrativamente incredibile. Non ci ho capito un cazzo, però questo fa parte di semplici trailer di Kojima, perché poi Dead Stranding l'ho capito, l'ho approfondito, ho capito la storia, ci ho messo dei mesi. Con un trailer di 10 minuti tutto quello che io ho imparato l'ho dovuto buttare perché... No, però dovrai apprendere altro. Che poi il trailer finisce quando abbiamo fatto bene a connetterci. No, il è Kingdom Hearts. No, eppure lui lo dice. Reconnect. Quindi tutto il tempo che ho giocato a Dead Stranding, quando ho ricomprato Dead Stranding per PC, quando ho ricomprato Dead Stranding Director's Cut su PS5, ho giocato inutilmente tutto il tempo. No, perché? Ha detto perché ci siamo connessi? No. Ah, non in Lui quel ti sta senso. ponendo una domanda. Ah, vabbè, ci sta. Tutto quello che fa Kojima ha sempre un senso. Lui ti sta ponendo una domanda. A te pure, giocatore. La cosa più bella sono le ambientazioni, a me mi sono piaciute tantissimo, perché erano bellissimi i paesaggi del primo, però alla fine l'impostazione comunque era sempre quella. Cazzo, la foresta, madonna mia. Questo qua sembra a livello di ambientazione Mamma mia. bello potente. E poi ho visto che è uscito un video confronto tra l'altro trailer e questo qui, ci sono dei miglioramenti grafici non indifferenti. Io l'unica incognita che ho è capire se gira a 30 fps su PS5 normale. Che se no sono costretto a prendere la PS5 Pro. Sono costretto perché non esce su PC. E Kingdom Hearts a parte della parte non si capisce un cazzo. Allora, Tom. Se solo Tom, avesse scritto Kojima Kingdom Tom. Hearts. Noi siamo ancora... Io personalmente sto aspettando Kingdom Hearts 4. Lo voglio. Ma tu ti immagini Lo se avesse voglio. scritto Kojima Kingdom Hearts invece di Nomura? Sapere che Kojima... Allora, lanciamo una petizione. Facciamo fare un gioco insieme a Kojima e a Nomura. No. No. Dai. No. Perché devi sporcare la carriera? Ma perché? Ah, perché lavorare con Nomura è bello. Quello che scrive e che mette in opera su alcune cose, però penso che si comporti bene. Così, ormai si merita solo di essere sputato in faccia. Voglio vedere Kingdom Hearts 4. Nonostante abbia visto Rebirth e per tutta la storia mi è piaciuta, poi il finale io ancora già capito, però Nomura fa degli ottimi character design. allora, quello sì, Quelli sono non si belli. discute. Alcuni sono bellini i personaggi. E doveva rimanere a fare quello. Bravo Tom. Bravo cazzo. Sei un po' cattiva, vero? Dai. Ha ragione. Dai. Bastava trama da mano a Nomura. Bastava semplicemente, come sembra sia stato fatto per Kingdom Hearts 4, per alcune notizie che stavo seguendo, che dietro Nomura hanno messo altri due sceneggiatori per comunque controllare quello che scrive. Quindi io mi immagino sempre questi due che gli davano gli schiaffetti dietro la testa quando sbagliava qualcosa. Ci siamo, così. Ragazzi, ci Lo dico da fan di Kingdom Hearts. No, ma sono le cose che ci diciamo tutti. No. È carta ok. Union X sul cellulare 3-4 anni pagando. Giocato. Ragazzi, c'è un problema. Ok. Oh, perché si erano caricati i sottotitoli in tedesco? Vabbè. Qua con A2301 è già iniziato. 1作目からこの世界を恐れ楽しんできました。今日はプレイヤーの一人として今回のトランスミッション非常にワクワクしています。岡本さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、このトランスミッション、今回はどんな情報が伺えるんでしょうか。はい。Ok, va bene, visto che si era visto solo un teaser. È passato comunque 3 anni.
ようやく本日新たな情報をお届けすることができるようになりました。Ok. そうですね。ティザー Giacomo, トレ ti ーラ stai ーが話題と riprendendo, なっ stai て facendo 謎に belle 包まれてい cosine. た C'hai サイレン Silent トヒル Hill. F のこの最新情報が Non fare cazzate, よう dai. やくお披露目されるというわけですが、この T シャツ我々も Vedete qualche F のロゴが spezzone 入 di っていて gameplay 岡 fatto 本さん bene. かっこいいですね。ありがとうございます。そして私気になっていたんですけれども、私たちが今立って E いるこ soprattutto の che almeno 場所も dicano l'anno in cui esce. Non voglio la data già adesso, però almeno l'anno. Ok. 語りたいことは山ほどあるのですが、今日は新たなトレーラーを用意してきましたので、まずは皆さんにこちらをご覧いただければと思います。それではどうぞ。 Ok, ci siamo. シュウ君、嘘ついてるよね。騙せてると思う？ひなこを。 E che nessuno rompa i coglioni. Silent Hill è ambientato sempre in una città americana. Tacete, godetevi il gioco. Ciao Peppi, mo è partito. Sì, sì, mo proprio stanno mostrando il trailer. ひなこのお友達といつまでも一緒にいたい。 Ok. お友達は永遠じゃないのよ。彼らだっていつか必ずあなた Il の mood è quello di Forbidden Siren e similari, però immaginandolo come Silent Hill. Ok. ひなこ？あ、ごめん。何？ Fanno vedere Silent Hill. 天秤にかけ Quello stavo dicendo, però... あるかどうか。 Vedremo sto, dai. Che basta risoluzione. No, è 1080. No, è proprio... Proprio trasmesso così, ok, ok, ok. Sì, 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 muoviti tu, fai vedere un po' di gameplay. Come racconta? Questi sono tutti i fiorelloni che c'erano nell'altro trailer. Faccina poco amichevole. Sì, se dicono la stagione sappiamo già che diventa il nuovo Silksong. Perché esiste Silksong, io oramai, guarda, secondo me è tutto uno scherzo che ci stanno facendo, Tom. Non è possibile, ancora... niente. 自分の気持ちが自分で理解できない。私かお前の Ricorda anche un po' Project Zero, quello con la macchina fotografica. ひなこ、 Però me lo accollo, che il mondo è questo, me lo accollo. あなたが生かされたという Ah no, non mi Cos'era? ここに至ってもまだ Oh 迷いが no, あ le る。 bambole. あなたがそれに悩める時間もう尽きかけている。あなたは誰なの？ Ok, c'ha quel mood da Silent Hill, solo che non è ambientato in una città americana, ma in una città giapponese. Ci sta. 私はね、あんたをすぐに殺すこともできたんだよ。全部奪ったな。全部私から奪ったな。 Vabbè, era una cutscene di gioco, fai vedere un po' di combattimento almeno. Vabbè, però mo' iniziato, magari mo' fanno qualche approfondimento, che non penso che mo' dice arrivederci, abbiamo finito. それではお別れを。 Monster Hunter Rise è diventato. あなたが幸せ Mi è piaciuta questa citazione, non ve l'aspettavate da me. Che sta facendo? No, si no, fermi. l'occhio serve. No, Signorina, sta perdendo la faccia. no, non c'era bisogno. Konami, Io sono giro. quando per... Guardici un anno! Wishlist now però. Lo puoi già wishlistare. Wishlist sto cazzo senza un gameplay. Voglio vedere prima il gameplay com'è. I fiori サ sono イレント giri ヒルの ragno. DNA を受け継いでいるかのよう Mi な ha 素晴らしい comprato con la faccia トレー che ラー si です stacca. Bello. Mi ha そして comprato. ウ Bello. ィッシュリストが本日開始となっております。ぜひ各プラットフォームのストアページから登録をお願いいたします。 Almeno dite... 対象のプラッ Natalo, トフォー ok, ムは sì. プレイステーション Sen- 5、 che cosa ci Xbox troverò Series sulla pagina X, se non S, questo そして trailer? Steam、 Scusate, Cazzo. meno un Epic Games anno. ストア、マイクロソフトストアとなっています。さあ、ここからは
Ok, andiamo più nel dettaglio. Ok. Perché se no diceva arrivederci, capito? Però sono partiti in orario stavolta. La storia, la 5 minuti prima il timer che mancavano 5 minuti e poi inizia. Ok. Lei vive lì, all'improvviso appare questa nebbia. Deve esplorare la città che non riconosce più, risolvendo puzzle, combattendo nemici e facendo di tutto per sopravvivere. Per affrontare la decisione finale su quello che deve fare. Questa è una storia di una brutta scelta. Riguarda una brutta scelta. Quindi c'è una scelta fondamentale, il gioco si basa attorno a una C'è una scelta brutta da fare che però per qualche motivo la protagonista deve fare. Il primo gioco, sì. Ok. 和を特徴としたサイレントヒル F ですが、まずは改めて本作品のコンセプトを教えてください。 Tell us about that. Questa è bella sta domanda. コンセプトは美しいがゆえにおぞましい。 Non è che si toglie la faccia davanti a te, mo サイ ora. コロジカルホラーとしての要素は残しつつも、従来の作品から一転して日本を舞台にし、和のテイスト No, を前 pay 面 it に to 押し出した respect, no, voglio vedere a livello di gameplay com'è. Perché a livello di ambientazione, visto che penso si sia capito tra Project Siren, Project Zero e altri titoli ambientati comunque in Giappone a tema horror che a me sono sempre piaciuti, sapere che c'è un Silent Hill così, anche perché Forbidden Siren nuovo non se ne parla proprio più. Project Zero è uscito l'ultimo sulla Switch. Silent Hill non ne uscivano più, quindi a questo punto butta tutto dentro. Basta che mi fanno un bel gioco, lo gioco in live questo sicuramente, lo compro e mi ci diverto. Se è fatto bene, io voglio vedere prima un trailer di gameplay o qualcosa del genere. Quindi Konami, niente legnoni e tronchi che si muovono cortesemente. サイレントヒル F の魅力をより深掘りしていくためにゲストの方に Questo però lo sta facendo stesso lei e non l'ha fatto Blooper Team, che per quanto Silent Hill 2 Remake è particolare il fight system. よろしくお願いします。よろしくお願いします。 龍騎士07さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま Di す。 skateboard. Giochi di c'è anche qualche altro titolino un po' particolare 2D. Perciò voglio vedere il gameplay, che non ho capito effettivamente quale studio ci sta lavorando. Sì, 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 quello là che venne, ma esatto, il nome che fu annunciato l'altra volta. Lui è Ryushiki 07, ce l'hanno chiamato. Questo qua, Higurashi Uniga, no. Mo, mo da questa trasmissione si può vedere un attimo Konami che intenzioni ha, perché lo sa che in un trailer del genere, presentando questo, tutti si aspettano di vedere il gameplay a questo punto per andare a vedere se sono tronchi oppure no. Se tu stai facendo un bel titolo e non hai paura di mostrarlo, fai vedere un gameplay. Più che altro a che punto di sviluppo è sto gioco. È pure quello. Però alcune scene prima, soprattutto alla fine del trailer, la cutscene tagliava all'inizio di una fight. Però se è ancora una pre-alpha... No, Giuseppe, lo scrivono su, però a questo punto se devi solo parlare dopo questo, ok, però visto che non hai dato neanche l'anno... Lo sai, ha rotto la favola in maglietta. Posso dire che è un'estetica molto interessante rispetto agli altri, non per l'ambientazione giapponese in sé, ma perché sembra tutto con poca fantasia, soprattutto nell'ottica delle impressioni. Effettivamente sembra molto standard se tu lo vedi, Perché sono usciti già un bel po' di titoli su questo tema qua. Tante altre cose. Quello sì, quello sì. Però visto che non si vede ambientazione simile horror da anni e non avendo competitor... Vabbè, aspetta, cioè, come cazzo si chiama quel gioco che a me è piaciuto un sacco? No, parlo, mo che devono uscire, non vedete il passato, vedi da adesso. Recente, un paio di anni fa, è pure Ghostwire Tokyo, quel concetto là. Toglilo da me, anni fa, io parlo mo, adesso, a livello di horror così, è l'unico. Quindi che pure esce... A parte qualche indie, sì, che quelli fanno sempre piacere. Però almeno se che Konami sa a questo punto che sto gioco o lo fa bene e si riprende un pochino, che Konami c'ha un bel curriculum di skateboard e... メッキであると、ロシアだったらね、ですが実際にお会いして話を聞いているうちに
poco evidenziato でまた当然 l'aspetto 私 della の方ではnicchia. サイレントヒルっていうのはサイレント Tu ヒル dici si vede solo all'inizio praticamente, questo è vero. Si Però vede diciamo all'inizio, che sì. forse in questo È caso per sono questo, fiori. è per questo che pure nel primo trailer si vedeva pure quel lago con quella figura al centro che cacciava tutte quelle cose. La storia va capita, l'incipit sembra comunque una storia normale base. Ragazzina in villaggio giapponese che ha problemi con gli spiriti, punto. Sì. Quindi, però visto che c'è lui dietro, ha fatto opere di un certo spessore horror, Yomawari, per quanto il gioco che è, non ha un'atmosfera. Non lo Sì, conosco questo gioco. questo titolo forse me l'ha detto Francesco, però poi me lo vado a controllare. A me già fa piacere almeno che dopo anni non hanno lasciato Silent Hill in un cassetto e l'hanno fatto prendere polvere, perché per tutti i survival horror che ho provato, soprattutto i primi Silent Hill hanno sempre avuto un po' una marcia in più. Difatti i primi anni, voi sapete adesso quanto io ami Resident Evil, all'inizio Silent Hill, poi Silent Hill è sceso, Resident Evil erano due, poi Capcom anche si era uccisa con Resident Evil 6 e poi si è ripresa. Beh, questo è vero. Tutti i personaggi Silent Hill 3 so che non ha avuto tanto successo, giusto? Sì, purtroppo sì, anche perché è il continuo del primo, proprio il seguito diretto. Si poteva fare un pochino meglio e in alcuni punti la trama è troppo una tresciata, troppo. Però di base è comunque un bel Silent Hill. Fai vedere un poco. Però faccio vedere qualcosa. Quindi ci sono varie ambientazioni, quindi ci sarà tutto il villaggio. Un tempio, veramente. Allora, se c'è davvero tutta la cittadina abbastanza grossa, semi open world alla Silent Hill 2, bello grosso da esplorare con puzzle corretti, no premi 1 e 2 per andare avanti. È settato nei primi del 1960. Ma già che c'è un poco... Ok. ということでこの私たちがいるこの場所、そしてトレーラーに出てきた他のシーンも非常にリアルになっているということなんですね。Sì, どのよう sì. に作り上げているんでしょうか。 Diciamo che da un lato sta facendo una cosa buona, perché sono gli stessi problemi che stiamo portando avanti noi del setting in Giappone, quindi stanno un attimo spiegando perché e come lo stanno facendo. Molto sfizioso questo. Però l'avevano detto... No, ma di fatti. Avevano detto che sto direct, sto transmission sarebbe stato proprio su questo titolo qua, quindi che comunque si stanno prendendo del tempo per spiegarlo, ok? Perché le ultime volte era un compra la maglietta, compra lo skateboard, compra l'action figure, compra questo, compra quello. E si parlava poco di quello che è stato presentato. Qua almeno siamo a 15 minuti. Hai fatto vedere un trailer e stai facendo vedere qualche altra cosa. Fai vedere un'altra. A posto. Perché scelto questo posto? È usciti 07. そうですね。物語を描く Gli ultimi davvero sembrava una televendita ad un certo punto. こういうところを舞台にしたいというのを映像として共通認識を持ちたかったんです。それで私が日暮らしの泣く頃にもそうだったように舞台は例えば白川郷がいいなと決めたように今回も恵比寿ヶ丘という土地はどんなところがいいだろうということでいろいろなところを見比べた結果ゲロシの方に Buchini si è messo su Google Earth e si è messo a vedere tutti i quartierini delle prefetture. この金庫地区っていうのは Guardate, 非常に Jordan, 面白い mandata là, facci una Pasteggia. 生活 Bello però, と時 cazzo, 代 che に合わせてどんどんこう Quindi comunque in gioco avremo un vero villaggino Sì, giapponese, non una cosa fatta tanto per. chiama come Aragnate sull'uomo. 独特の造形感のある街並みなんですよね。 Sicuramente dà una sensazione di oppressione la cittadina. Ed è quello a cui ha sempre puntato Silent Hill. Esatto, questa cosa mi piace. エリアとして素晴らしいなと思ってここにしたいなと
選ばせていただきました。金山町は創作意欲、そして竜騎士先生を刺激するには素晴らしい場所だったということですね。そうですね。ありがとうございます。さあ、それでは続いてコンセプトビジュアルの紹介に移 Ok, って fai まい capire り pure ま un しょ po' う。 le creature e cose varie, che quelle sono il marchio di 恐ろしく fabbrica. もありながら 同時にどっか美し Sono さ molto を感じる importanti, 魅力的 sono なビ molto ジュアルとなっています。 Per la nebbia 侵 non 食 si された ha 世界。 ovviamente a No, ma è stare Giuseppe l'ha spiegato proprio nell'incipit della storia. Sulla città arriva questa nebbia, quindi mo si deve vedere poi quanta nebbia c'è. quanta nebbia c'è. Quello è il problema. Di certo c'è, perché l'hai detto proprio all'inizio, c'è la Allora, nebbia. se non c'è nebbia non lo puoi chiamare. Nella scena Parte però questo. A parte questo. si vede proprio che esce prima la nebbia e poi escono i fiori da sotto, quindi forse c'è nebbia e transizione. Allora, noi dopo, prima che switchiamo a Keep Driving, ci rivediamo pure l'altro teaser. Ci abbiamo un attimo una panoramica completa. 日本が舞台のサイレントヒル F ですが、今までと違うサイレントヒルがテーマということもあり、とても悩みました。これまでのシリーズのクリーチャーデザインが頭にちらつきながらも、別の方向性にしていくことはとても難しく、一番大変 Anche でし perché た。 l'ultima cosa a tema Silent Hill è quella demo che uscì su PlayStation. Per quanto proprio tirata però un pochino il mood di Silent Hill c'è, quindi Fox Capcom. Konami ha trovato il cassetto con gli appunti su Silent Hill e gli sta dando un'occhiata, quindi ケダさんの参加によって新しい風が吹き込まれているなと感じています。 過去のサイレントヒルシリーズとは異なった視点から美しい上におとなしいというコンセプトを quindi è stato assemblato anche un team di un certo livello come fecero con il team Silent con cui fecero il primo Silent Hill. いや、私も同じで、ただ単にグロテスクなだけならば。 Beh, lui avrà collaborato alla storia e poi c'è stato giustamente sì. Allora quello là di prima, sì, vabbè, avrà dato il design e tutto e poi sarà però È una l'incipit. scelta interessante che hai preso comunque un artista che magari con questo mondo non ci ha mai lavorato potenzialmente. Però visto che questo artista tratta horror, tira, e gli hanno detto fai qualcosa a livello horror, oh, via. Su un bell'artbook me lo accollerei con piacere そして di そのクリ questo ーチャーには Silent Hill. 何が反映されているのか早く見てみたいです。今後の情報が楽しみです。 Anche noi, puoi farci vedere delle botte cortesemente? Non dica assai. Bello! さあ、さらに新たな場所へとやってまいり Quindi ま come した。 ambientazione al momento c'è la cittadina, un tempio, 我々の背後 Questo に sarà は foresta. dentro il tempio, 狐 sarà. の Sì. 像がそびえ立っています。 mettici un lago perché se in Silent Hill non c'è un lago さあ、 non ここ se か ne ら può は fare niente. もうお一方、新たなゲストをお迎えしてまいりましょう。サイレントヒル A シリー livello ズの楽曲といえば stilistico Ha avuto una paresi, però. sì, si è bloccato. 山岡 Battere in corso? ですどうぞ。 Presidente. 山岡さん、 Salve よろしくお願いいたします。 Ciao, brother. お願いします。 Thank you for coming. さあ、山岡さんは昨あ年リリースの faccio サイレントヒル Ducati. 2など、 vabbè. これまでも faccio Ducati. サイレントヒルシリーズで Ci scusi maestro, non l'avevamo riconosciuta. Chiediamo venia. 本作ではどのように参加さ Che れている ruolo ので hai しょうか。 avuto, 今 maestro? 回は表世界、サイレントヒルの表世界、裏世界ってあるんですけど、 Quindi こちらの sì, 表世界の方の è vero. Fogworld e Overworld. Anche perché noi stiamo ragionando per quello che abbiamo visto normale di tutti i luoghi, poi ci sono anche le versioni Underworld. Esatto. で、今回こういうオリジナル Momento. 新しい作品でやれることに本当に嬉し Ok, く思い quindi ます。 qua, questo pure 一 curioso di 作目 sentire か la ら soundtrack. 携わっているということですけれども、今回サイレントヒル F のサウンド制 Questo 作 lo にあたって giochi は di どのよう notte な思い、 con un ど po' の di ような考 temporale えで取 fuori. り組まれているんでしょうか。 No, muori, そうですね no, non muori 日 più. 本が舞台の、今回は、サイレントヒルなかった Infatti io giocavo al primo Silent Hill che dormivamo nella stessa stanza io e mia sorella. Io giocavo e lei vedeva Silent Hill e la notte aveva gli incubi perché giustamente mi sembra giusto. あまりドメスティック Mi sembra giusto. なりすぎず、その分かりやすいホラーではないんですけど、ジャストホラーっていうところを注力したというか、そういったところですね。 Ok, siamo a 20 やっぱり minuti. Un 全世 altro 界の方に trailerino 楽 perché しんでもらうため effettivamente には mo 日本だけではダメだって avete ことです parlato, よ avete ね。 spiegato. そうですね。もちろんその世界観を Fateci vedere 表 la 現するって ciccia. ことは大事なんですけど、やっぱり今回の Se no Tom si incazza. Story. Per piacere. キャラクターっていうものにちょっとフォーカスして、見ればね、これは日本が舞台だっていうのは分かるというか、はい。なんですけど、 Che poi basta che metti nel gioco ホラー。 qualche personaggio che arriva nel luogo lì, trova mezzo libro con il logo di Samuel dei primi Silent Hill e questo dice io me ne vado in America, ti sei fatto pure il collegamento tra le due trame eccetera eccetera, è una cosa che risolvi in 5 さあ、 minuti. 岡本さん、サウンドという面で So che è ambientato nel 1600. もう一方いらっしゃるんですよね。はい。
表世界のサウンドは山岡ね、さんで、 1960 1600. 担当していただいてます。稲毛さんも数多くのゲームを手掛けたベテランの方です。さあ本日稲毛さんからも Posso parlare? Mi fate vedere un gameplay? L'unica cosa che serve a questo punto. 初めてサイレントヒルシリーズ Eccomi, の a 作品 posto. をプレイしたのは Solo che non 20 so 年も前 toccare のこと quelle cose. そんな歴史あるタイトルの最新作に関わらせて C'è い un ただき mixer a due 大 tracce, 変 ma cava 光栄で ancora. す。 Questi qua no. 私は裏世界である闇の社殿の音楽 Stanno を担 facendo 当 la しました。 stessa cosa che è stato fatto con Silent Hill 1. Hanno formato sto team di supereroi, mettiamola così, per rilanciare il brand. Ok, ok. 描いています。 Vabbè. 主人公の苦悩、葛藤、恐怖、その Guarda 他 se 様々な思い sbagli が sto プレイヤー gioco, を動かすよう porcaccia la 多 miseria. 様な仕掛けを Ah, 施し ok, ました。 l'Other World si chiama Il Tempio Oscuro. Sì, il Tempio Oscuro. 岡本さん、こちらのコメントを受けていかがですか？はい。本作のサウンドは山岡さんにオリジネーターとして参加していただいて、サイレントヒルらしい本質的な音楽を作っていただいてます。一方で Perché io poi voglio sperare nel gioco quella scena con faccia che si stacca, me la fai vedere per intero, me la fai さ vedere. らに竜騎士073作品の作曲家である大さんやさきさんにも参加していただいています。さあ、こちらを受けて龍騎士さんいかがですか？はい、私の作品をいつも盛り上げてくださった音楽家さんたちなんですけども、今回の F のシナリオの中でも描写として盛り上げたいところにちょっとお二人の力を借りたくてちょっとお願いさせてもらいました。ありがとうござい Quindi ます。 colonna sonora, 龍騎士さ ma んを posto. はじめ多くのクリエイターが参加することで Storia サイレントヒルらしさと新しい挑戦を見事に融和させているなと感じました。私もサイレントヒルの楽曲はとっても好きなので、 Gameplay? 山岡さんの参加は本当に心強いで Glielo すし、 chiedo ogni 安心 tanto, 感 magari もあ lo って buttano, mi 素直に sentono e lo 感動して buttano も嬉し all'improvviso. いです。 Grazie, mister Yamaoka. さあ、 Pensavo stava partendo davvero il gameplay, ci stavo rimanendo. Però stanno facendo vedere solo tempio, però. Fuori al tempio, dentro al tempio, in alto al tempio. Che サウンドに cazzo, ついてそ andiamo れ un ぞれ attimo. 伺ってまいりましたが、視聴者の方々も Comunque è davvero il figlio di Project Zero e Forbidden Siren, eh? そこでここからはサイレントヒル F についてファンを代表して皆さんが Ah, le 思う voci. であろうことを Pensavo dicesse c'è la demo su PlayStation 4, vai a scaricare Aspetta, su. aspetta, aspetta. Domande importanti, che よろし fermi くお願 tutti. いします。 それでは Fermi ま tutti. ずは最初の Per 質問です。 iniziare. ズバリ Ma non è una domanda importante. Vabbè. Oddio. In realtà sì. Dove sapete, non è importante quando esce. サイレントヒルは和風ホラーのエッセンスと西洋ホラーのエッセンスを融合して生み出されてきた作品だと思います。ただシリーズは長らく西洋を舞台にしてきたんですけど、日本的なエッセンスが徐々に失われていったっていうふうに感じていまして、そこで逆に和風ホラーのエッセンスを 100% にした作品を作ってみたいという気持ちが生まれてきたんです。 Così c'ha senso. Ok, その ok, エ va ッセン bene. スが失われてきたというのが一つのチャンスになったから、もう今回は日本にしようという流れが話あったということでいいんですかね。岡本さんそうですよね。そうですね。まあ今エッセンスって本当そうで、はいこれが実はサイレントヒルらしさじゃないですけど、一つの Questo mi raccomando, musiche col cadotto, con le note che partono all'improvviso sotto. なんですかね。なかなかもう個性的なというか、これが個性にもなってると思うんで、今回そのザはっていうところはまたちょっと今までのサイレントヒルとは違うけど。 E anche perché gli ultimi due Silent Hill usciti, che non erano stati fatti direttamente da Konami, eccetera, erano, cioè, non sono piaciuti a nessuno. そうですね。サイレントヒル非常にたくさんの作品を出してきたんですけれども、その過程 Da questo punto, sì, non fa Silent Hill, se siamo giapponesi, facciamolo 日 giapponesi. 本的な魂みたいなも No の come が Ubisoft. ちょっと薄れてきて、西洋色が強くなりすぎたと Ricordiamola ころ sempre があ sta った cosa. と思ったので、一 Aspetti 層 10 大胆 anni に e poi. 日本色にして日本 100% にしたものもどうだろうということが Da 今 5 回 mesi の sul こ Plus. のインスピレーションというかきっかけにはなりました。 4 mesi. そういった流れがあって一気に振っていこうというところが始まってのそうですね。今回の F ということなんですが、 Signori, その la prima F な domanda. んですけれども、 Ok. 今回どのような立ち位置なんでしょうか。今
回の F に関してははいはい完全なあ、外伝 ok, に una なって storia いますの indipendente. で、今までのシリーズを遊んでない方でも楽しんでいただくことができますし、 Però? 逆にまあ今までのシリーズを遊んできた方でもリアクトするような要 Allora, 素なんかもあっ beh, たりし no, ますので、 mi hai detto そこはぜ comprami. ひ楽しみにしていただければと mi hai detto 考え comprami. ています。 Vabbè, in 竜 qualche 吉先 modo 生によ devono って aver ですね、 spiegato 考察 perché 力 non な è どに満 diventata ちている物語 serie になっていますので、 Ma ti ho detto basta 2 secondi, una cosa di trama che fai qualcuno che porta o qualcosa lì o qualcosa che arriva. Ma visto ambientato prima, penso che sia Allora, Giuseppe, per gli anni il culto di no, il culto di Samael, se non mi sbaglio con le date, è molto prima del 60. Molto prima. 1960年代の日本が舞台となっているんですけれども、そのサイレ Oh, ント ma ヒ se ルを volevo 描く ascoltare 上で qualcuno parlare oltre 20 minuti, ascoltavo un po'. No, tranquillo, vai Tom, sfogati, sfogati. Vai 全 tranquillo. 体的なことなんですけど、これ Però は hai ragione, 岡 infatti. 本さんが何度もおっしゃってることなんですけども、原点回帰で Allora, io avrei fatto ste domande, avrei fatto ste risposte, avrei fatto, però ci avrei messo pure qualche video di sottofondo per alleggerire la cosa, perché sono d'accordo con Tom che troppo parla, no. No, poi stanno fermi, non succede niente. Però sono anche d'accordo che ste risposte andavano date. Quindi va bene Konami a fare così e che hai voluto fare l'impostazione seria, però manca a fare un video di 2-3 minuti, pure 20-30 secondi di cose diverse a botta. Comunque fa la differenza e alleggerisce un pochino il 作品の tutto. 中には意図的にこれまでのサイレントヒルらしさを踏襲したところもあれば、これまでのサイレントヒルではあまりしなかった挑戦、 Ok, わかりや va すいことは bene. 日本の舞台に Va bene, といったよ va う bene. にさまざまな要素である種の冒険、なるべくこじんまりとサイレントヒルだから日本を舞台にしてもこれがお約束だよね Ah, って è いう facile, そういう poche 使い方 munizioni. じゃなくって Oggetti che si rompono e che non si trovano tanto facilmente, come nei giochi moderni dove ogni 3 passi trovi un oggetto e ce ne hai 50.000, quindi. 意識して作ったなと思っています。岡本さん、ズバリその挑戦の自信、ファンの皆さん Ultima に domanda. バチッと届く自信はいかがでしょうか。いや非常に自信を持って送り届けられる作品になったと思ってますので、はい、ぜひ楽しみにねしていただければと思います。これから新情報も出していきますので、はい、Tra 2 anni un'altra volta. していただければ No, と思い perché ます。 cioè, ワクワクする情報ありがとうございます。さあその中で作り込みのお話にしていきたいんですけれども、山岡さん、美しさとおぞましさを表現するためにやっぱりここ我々音楽でやっぱりもう身の毛もよだつ瞬間いっぱいあると思います。こだわりのポイントよかったら教えてください。ゲームの音楽って美しさとおぞましさってあった時に、美しい音楽、おぞましい音楽って作ってもゲームの中ではあまり効果的じゃないというか、僕は思うんですね。ゲームっていうのはその映像があって遊ぶ人がコントローラーを握って音を聞くと、その全部三位一体じゃないですけど、そこが合わさった時 Fai に uscire alla fine il piccolo teserino sulla Play, Guarda, così. se non gli chiede avete un'idea della data di uscita, è una stronzata. No, è 3 domani, sono finite 3 domani. No, vai, ma Finite 3 domani. なんかそういう No, ma almeno fai la domanda. Quelli ti dicono no, ti accontenti. Anche perché sono 2 anni che non ne parlavi, se non c'hai una data almeno di uscita indicativa, non è, Cioè, cioè, arriva l'anno almeno, 2026, me la collo. 大事にしてるポイントというか、単にいい音楽とか、単に綺麗な音楽とか。 fai la bottarella alla fine 2026, ci vediamo l'anno prossimo, a posto. Facciamo una demo, ma secondo me sto gioco non sta messo. No, secondo me sta messo bene sto gioco. Io c'è il rischio che possa uscire quest'anno, non lo so. すごく注力したというか、すごく力を割いた。 Vediamo, magari c'è qualche sorpresa. 数多くのサイレントヒルシリーズ音楽手掛けている山岡さんなんですけれども、今回の F だからこそここはこだわったぞ、他と差 Cioè, 別 pure 化 che するため facevi に ste domande così, 自分があえて mentre 意識 sotto したこ mettevi と、こちら spezzoni も di 教えていただ gameplay いてよろしい di です un か。 さっき minuto, サイレントヒルらしさみたいな。 rendevi il tutto un その attimino 西 più... 洋を舞台に日本の人たちが作るじゃないんですけど、日本人らしさみたいなところのエッセンスっていうのは逆に言うと海外の人にはちょっと作れないというか、僕ら日本人だから理解できるクリエイティブだったりとか表現方法 Ma non c'è il pulsante skip alla cutscene? でそれってな No. んかある種 Non è mostra. 外国の方から見た時に新しさだったり斬新さだったり新鮮な感じってあるんですよね。でそれがなんかサイレントヒルらしさの一個のポイントでもあって、今回
Io lo compro e mi ha convinto il passaggio che ha fatto vedere prima del come hanno creato il setting. No, quello sì è interessante. Quella è la cosa che mi ha convinto, che a me mi piace girare, mi piace esplorare, me lo fai così, va bene. 一番こう大切にしてきた部分で、それをなんですかね、今回 F の場合はそのなんですか、もうこれぐらいじゃなくてもう Anche perché una ragazzina delle medie, delle superiori, no, delle medie, e si sono viste solo armi da mischia. La ragazza sparerà o non sparerà? Quindi mi fai un bel sistema di combattimento. Forse vuoi sbloccare magari qualche abilità, se c'è questo mondo parallelo, magari le cose funzionano diversamente. 伝統を継承した点っていうものがあれば一点教えていただいてもよろしいですか？伝統を継承した点としては、まあやはりクリーチャーのデザインと Che いい se ます si か、 sono concentrati sul gameplay, lato fighting, e fanno un bel sistema, va bene che non sparano, c'è stato un problema, però 非常にその人の心理をつくようなクリーチャーっていうものは生み出すのに結構パワーをかけました。考察はかどる勢ですね、これは。ありがとうございます。龍吉さん、ちなみにこの伝統、やっぱりこれは入れないとサイレントヒルらしさが失われるんじゃないかな、危惧して入れたよっていう点あったら教えてください。ね、シナリオライターの立場からするとそれを言うことさえもなんかネタバレになるようで悔しい。 aveva detto 3 domande, questa è la quarta a tradimento. Ne ho presentato e lei sta imbrogliando, なんていうんですかね、プレイヤーあるいは登場主人公が Vabbè, ti stai tenendo vago, pezzo di merda, vabbè. 他の登場人物が投げかけてくる謎めいた Ma queste cose le vado a cercare nei contenuti speciali dopo aver giocato e apprezzato il gioco. Non è il gioco testuale. Mostrami che è un gioco bello e non parlarmene. Allora, sì, è quello che stiamo dicendo pure noi, perché no, per come era messo il brand, capisco che Konami si sia un attimo detto aspetta, facciamo vedere che ci stiamo impegnando, però niente ti vieta di fare questo in un modo più leggero per tutti. E basta poco, bastava veramente poco. Ma il game sound, sì, bello. やっぱ幸せ期というかね、長い間やってきてサイレントヒルらしさというか Cioè pure che in questo caso stai parlando dei vecchi Silent Hill e fai vedere qualche spezzone sotto di qualche Silent Hill vecchio. Puramente per intrattenere, capito? Vedere solo persone che parlano per tutto sto tempo è effettivamente brutto. Però Konami doveva presentare sto titolo in maniera seria, perché dopo anni che le persone gli hanno detto oh ma Silent Hill che fine ha fatto? Però così no. Sì, ma anche no. Ecco. Arrivederci. Quasi usciva a fine. Sì. Però c'è la bombetta finale, ragazzi. Non esistono pure bombette finali. Il presentatore è peggio dei preti, ammesso. Solo Nintendo ogni Moda caccia la botta. Aspetta. Se non so la data non aggiungo niente. Datelo, abbiamo... Qua, lo spazio qua sotto qua. Che è proprio lo spazio per l'anno. Bastava là. Metti 2026 là dentro e siamo tutti tranquilli. No, questo al massimo l'anno prossimo esce, Giuseppe. Ok. Ryukishi, dacci delle belle parole. Lo potete trovare adesso sul PlayStation Store. そしてサイレントヒルシリーズの今後にとって重要なものになるだろうと思っていますので、皆さんぜひプレイしていただいてご評価をよろしくお願いします。 Ci dite quando uno di sì, una demo. Però quando c'era il messaggio. Ma poi nel buio, statici, con 2 colori in croce, con gli intervistati che hanno la voce manca enfasi in questa presentazione. Va bene l'essere seri e mostrare in modo serio che ci stai tenendo al titolo e lo stai facendo per bene, però quando è troppo è troppo. Fai questo, ma fallo in modo più... Visto che tu sto video lo stanno vedendo persone che il gioco dovrebbero comprartelo
ci sono persone di varie età, varie fasce e tutto. Fai una cosa un pochettino che metta tutti d'accordo. 本作は紛れもなく Ho サイレ capito ント che ヒ ci ルら tenevi し a い作品に仕 sottolineare 上 che がってい comunque ま è す Silent Hill. 美 Va しさ bene. とおぞましさが共存したビジュアルは和風ホラーとしての Ma sto dicendo te lo voglio prendere. Questo green screen è inguardabile. Questo qua è veramente. Konami, i soldi te li voglio dare, ma non posso premere solo wish. Oh, video. Quello di prima. Vabbè, però è qualcosa di diverso rispetto ad ora. Si vede qualcosa di diverso. Aspetta, aspetta. Alla fine di questa cutscene qua sembra che parta qualcosa. Si gira proprio la telecamera per dire ok, inizia il fight. E si sta. 今後も継続してサイレントヒルシリーズの情報を Konami tra 2 anni. こちらも続報を楽しみにしていてください。 Controllate le nuove notizie. Si non ci date che controlliamo Konami. Konami però, sangue dei tuoi defunti. Ma fa apparire la data all'improvviso. Fai uscire in 2026 là sotto, porca la miseria. Andiamo lì proprio così. Vabbè. Mo, due sono le cose. O entro la fine dell'anno si sa qualche altra cosa. Oppure video nuovo l'anno prossimo è 2027. A posto. Allora, vediamoci il trailer precedente. Faccio incazzare comunque. Oh, poi c'era la pubblicità sotto i Silent Hill 2. Allora. Eccolo qua. 2 anni fa. 2 anni fa. Potevi mettere solo l'anno sotto, lo potevi mettere. Più 2 anni fa che mo. Cioè, mo hanno fatto le 3 scene nuove. Mo si è visto un pochettino come funziona il setting, se è un pochettino meglio la protagonista, qualcosina in più è il motore di gioco effettivo, perché qua c'era scritto che non era in game più che altro. Non ho capito? Sì, l'abbiamo rivisto a differenza di Kingdom Hearts. Adesso quello non esiste. Ok, queste cose le abbiamo viste pure nel trailer nuovo. Poi iniziavano ad apparire un po' di schifezze. Eccolo qua. Ecco, potevi far vedere questo e spiegare un attimino questo che cos'era. Ah, ma c'è la cosa un po' sì. Sì. Ma porrofobia. Sì. E poi c'era lei. Ah, lei, mi ero dimenticato di lei. È vero. Pianta Girl. Sì. Però solo che no, Pianta Girl. È uscita da Elden Ring. C'hanno il vizio di perdere la faccia, sì, in questo gioco. Perdono proprio la faccia. Mi ero scordato sto fatto. Ok. Abbiamo risolto 2 anni di attesa velocemente. Va bene. Va bene. Grande, vabbè. Allora, qualcosa di nuovo si è visto. È già questo. Sì. L'anno o un'indicazione, qualcosa la si doveva dare, che dopo 2 anni di totale assenza proprio che non si è saputo. No, perciò niente. È preoccupante la cosa, che se dopo 2 anni non mi cacci nemmeno. No, o già avete programmato durante l'anno. Dopo 2 anni, prima di 3. Quello pure andava fatto. Se no vuol dire quando l'hai annunciato, cioè ancora non era cominciato. Ma giusto perché per la proporzione di quanto è durato il tutto con quello che è stato fatto vedere, 40 minuti con un trailer di 5, quanto è stato? 3 minuti e 38. Va bene questo, va bene farlo partire subito con questo, però poi da quello fai vedere in gioco alcune delle cose nuove. Hai detto che ci sono delle nuove funzionalità, benissimo, ne hai fatte 10, almeno uno falla vedere. Fa vedere una mezza volta. No. Quindi Capcom, a forza, io ce l'ho di sempre con Capcom. Nemmeno il combat, bastava far vedere la protagonista e un minimo, sì. Normale, esatto. Cioè bastava
2 minuti di quello che spalmavi a clip di Almeno per far vedere, guardate, questo è il motore di gioco, Cioè, guardate questo come gira in game mentre voi state giocando. Telecamera da dietro le spalle della protagonista, facevi un minutino di camminata e dicevi questo è il setting, voi vi mettete col pad in mano, fate questo. Bene. Che vuol dire Ma che così... sono proprio pronto per farlo vedere. No, c'è pure Konami che non... Vabbè, quindi due sono le cose. Ma o durante l'anno si sa qualcosa che ha detto arriveranno altre notizie. Ultima volta che l'hanno detto... Mo siamo a marzo. Allora, Summer Game Fest è troppo presto. Non possono mai ricevere una cosa nei pressi di una conferenza grossa. A questo punto, settembre... C'è la Gamescom. Fine dell'anno. Gamescom pure. Silent Hill F per Silent Hill fa il cazzo di preordine perché sì. Guarda, io gli... Allora... Non vuoi nemmeno a wishlist. Allora, io me lo metto in wishlist. Tanto perché questo qua sembra interessante il gioco, quindi perché no? Konami, io lo volevo prendere. Tu l'unica cosa che mi fai fare è il wishlist. Io ti faccio il wishlist. Ecco qua, fatto. Messo. A posto. Data di uscita da annunciare. Vabbè, allora, io l'ho fatto. Sviluppatore Neoburst Entertainment. Che giochi hanno fatto? Un cazzo. I costumi per Resident Evil Resistance. Va bene. No, allora, non è il peggio dei Resident Evil, che fu una modalità secondaria non sfruttata al meglio, che poteva essere fatta 10.000 volte meglio ed era divertente, però se la fai come una palla. Però qualcuno che da Resident Evil va a lavorare a Silent Hill. Plot twist. Piccolo plot twist questo qua. Secondo me, più che non essere pronti, essendo un gioco molto story driven, sono in difficoltà nel capire cosa mostrare per non spoilerare. Benissimo. È proprio per questo mi fai vedere solo le cutscene. Guarda, fai 1 minuto, 30 secondi città normale, protagonista che arriva in un punto e avviene la trasformazione, uno dei punti cardine di Silent Hill. Altri 30 secondi di differenza con il Dark Shrine. A posto. Delle foto non c'è niente di nuovo. Tipo, questo è gameplay, no? Qua in teoria sì. È gameplay. Quindi alcune scene montate tu ce le hai pure. Però vabbè, hanno detto aspettatevi, daremo altre nuove notizie tra 4 anni. Noi aspettiamo questi 4 anni. Tanto io al momento il wishlist l'ho fatto. Mo vediamo un attimino quando, se e come ci saranno notizie. Keep driving già attivo. Allora, cambio un attimo la categoria. Che capisco pure la difficoltà di effettivamente non far vedere niente che possa far capire la trama, anche perché davvero Silent Hill, se fai vedere mezza cosa può essere comunque uno spoiler, però almeno per 40 minuti, 3 minuti soltanto di gioco un po' troppo poco. Tom, grazie mille che sei passato. Poi vedi, ti abbiamo fatto trovare pure la ninna nanna questa sera, quindi adesso vai a dormire bello soddisfatto, bello tranquillo. Grazie di nuovo per l'abbonamento e buonanotte. Buonanotte Tom. Allora, keep driving fatto. Keep driving. E non c'è 2 senza 3. Ok. Ah sì, devo mettere il segnalino qui, se no... Allora. Piove. Come sempre. Piove. Piove. Quindi noi abbiamo deciso andiamo al concerto, non ci fermiamo davanti a niente No, stavolta. Concerto. Ok, lui vuole stare ancora con noi e abbiamo completato la sua quest, ci ha dato $5. Ci abbiamo ancora la bambina. Ci abbiamo ancora la bambina. Ma non ci conviene viaggiare così.
Meglio che ci riposiamo e poi mangiamo qualcosa. Allora, 50.000 status negativi, perché no? Abbiamo 73 dollari. Allora, paninozzo e togliamo la fame, ma abbiamo preso che diventiamo affamati più spesso. Ci serve qualcosa di caldo. E poi di certo non c'hanno qualcosa di caldo, ma c'hanno un CD. Holy Now Places. C'è un negozietto qualcosa? Niente, quindi non possiamo prendere niente di freddo. Allora, quindi continuiamo a fare la superstrada, che qua si può prendere il biglietto per il concerto. Quindi andiamo a Stalling. Ok. Facciamo così, mettiamo un po' di musica. Se almeno sente pure Giuseppe un po' di musica e non lo teniamo. Ah, ma noi dobbiamo fare benzina. Ok, pausa pipì. Allora, pausa pipì, se ne va. Intanto comunque con la pipì sono sempre punti esperienza che prendiamo, quindi da un lato non è male come cosa anche perché si risolve con uno. Sì. Canzone è questa qua che ha messo? Hometowns. Coda? Ok, c'è un po' di bordello. Allora, dato che ce ne sono solo due, lo possiamo fare. Se ottieni un perfetto con questo diventi felice. Ce ne togliamo due qua. Facciamo uno e due. Dai, qualcuno che almeno arriva a livello 3. Mettiamola prima. Ok, abbiamo preso social. E aumentano di esperienza. Con l'esperienza più velocemente, ok. Allora, qualcosa sulla strada. Una cassa con qualche oggetto, qualcosa di buono. Borsa con i soldi. Allora. Ok, almeno lei con Happy ci sta salvando. E abbiamo trovato una bottiglia di vino. Vabbè, butta dentro. Vabbè. Dobbiamo sperare di arrivare in città presto perché sennò finisce. Oh no, qua non c'è neanche qualcuno che ha la benzina, dobbiamo comprare una tanka. Ma lo so, 30 dollari in meno. Ma non avevamo 150 soldi. No. Questa è una palese menzogna. Capito però. Mamma mia, 37,50. Allora, questa ce la togliamo perché non c'è niente dentro. Questa ce la dobbiamo comprare per forza. Mamma mia. Ok, con la benzina abbiamo risolto. Ruote. Abbiamo comunque ancora quelle normali, dobbiamo cercare di comprare le altre. Oddio. Un armor.
Fammi vedere una cosa. Uno. Ok, il pub con qualcosa per fare i soldi, si può esplorare e trovare un po' di cibo, il garage, e poi qua, ok. Allora si azzarda. Ruote che all'inizio di ogni evento tolgono un punto, un pericolo gas. Quindi noi, visto che dobbiamo viaggiare tutti in autostrada, sta cosa ci entra subito. Un'armatura già ce la dà il sedile che abbiamo montato. Quindi a questo punto... aspetta un attimo, però aspetta. Senti, prenditi il vino. Ok. Ok, queste... Meno abbiamo le ruote, queste qua è già una cosa. Abbiamo $8, però... Noccioline da mangiare. E c'è passato di là, quindi mo di qua siamo tranquilli. Qui non c'è altro qua dentro. C'è il rivenditore d'auto e comunque non ci abbiamo un becco di un quattrinzo. Non prendi freddo mentre dormi in auto. Ogni volta che perdi 2 di energia durante un evento, triggeri l'effetto del volante, minchia. Vabbè, qua purtroppo ci volevano i soldi, ma non ce li abbiamo. Allora, facciamo così. Un po' di coca. E continuiamo ad andare per l'autostrada di qua. Perché $8 non possiamo mettere la benzina. Quindi qualcosa che ci toglie proprio quello ci aiuta un bel po'. Perché minimo sono 2 passaggi che dobbiamo fare obbligatori. Ok, pausa pipì. Noi dobbiamo riposare perché è finita l'abilità. Ok, diminuzione della benzina del 25%. Mamma mia, si è centrato di culo. Bene. Ok. C'è una piccola carcassa. Questa è bella. Allora, e tu ti togli in automatico per l'aggiunta che abbiamo fatto. Tu... A posto, minchia, sono entrati tutti giusti. Allora, la sposa è salita a livello 3. Che cosa faceva? Quando sei ispirato diventi anche felice. Doppio danno da caldo e freddo. Aglia. Diventi triste quando non sei più felice. Sposa, che cosa ti mancava a te per... Ti vuoi rilassare? E dobbiamo trovare per forza la droga adesso. Ma per la droga ci vogliono i soldi. Sempre, sì. Per fare qualunque cosa in questo gioco ci vogliono i soldi. Sei peggio di persona, come ce li hai così li finisci. C'è un bel falco. Majestic Falcon. Ok, va bene, signor falco. Allora. Tu ti togli e sta cosa già è buona. Allora, questa ce la teniamo che può servire in futuro. Dobbiamo usare per forza
Si deve iniziare a far con lui allora. Allora, almeno sono $20. Quello che sono switchati. Possiamo fare 1 e 2. Almeno sono $20 recuperati. Ok. La bambina è arrivata al livello 3. Incrementa il potere delle Bubbled. Diventa triste se usi delle sostanze illegali. No. Bimba, però abbiamo la sposa e dobbiamo completare la sua quest la prossima volta, che noi adesso andiamo al concerto. Ragazzi, tutti al concerto. Per forza. Solo concerto. È un mese che dobbiamo andare a sto concerto, non siamo cazzo da andare là. Abbiamo fatto tutto tranne il finale canonico. Non si può, veramente. Gli imprevisti della vita, non sta. Capito, stiamo girando, sta morendo tua nonna, corri qua, tu corri. Cazzo che traffico. Allora un gas si toglie, ok. Posso vedere di giocarmela più così, in modo tale da recuperare pure un po' di gas. Allora posso fare così. No, faccio così, avvicino loro tre e guadagno 1 di gas qua. Ok, abbiamo recuperato pure un po' di benzina. Ottimo. Quindi mi sa ci conviene fare toccata e fuga mo che arriviamo là. Ok, sì. Ok, non prendere danni per 6 strade. Guidatore veloce. Fino adesso andiamo anche più veloci. Caffè non ce n'è. Torcia però ce l'abbiamo. Allora, un po' di cibo. Mangia mela. Mangia merda? No, no, mangia mela, mangia mela. Aspirine per il mal di testa ce le prendiamo. Benzina inutile che la mettiamo. Tanto possiamo vedere nella prossima città. Questi sono per lo stress, ma dovrei trovare quelli là per il caldo. Ah, questo mo' ho capito come funziona. Aspetta, non lo stavo seguendo. Le bende tolgono i danni. Chi ti fa danno? Sono pure 3 utilizzi a 2,50. Non male. Patatine no, questo ce l'abbiamo. Abbiamo delle noccioline, abbiamo da bere. Questo lo possiamo mettere qua. Questo lo mettiamo qua. Prendiamo una cochina. Me lo presto. E dobbiamo ripartire immediatamente. Ci mettiamo pure di meno, giustamente. 5,30. Con le skill. Allora possiamo fare un viaggio in questo modo qua, però. No. Allora. Questo è per rimuovere tutti. Va bene. Recupero una skill dei compagni di viaggio, sì. Oddio, questa è ottima. 2 di energie se fai un perfect dallo stato social che ti fa non è male. Livellare di più. Però calcolando che già siamo a livello 3. Costa 0 però, quella là. Prima costa 0. Oh, questo è buono. Become happy when you are each other skill. It's still one. No. Buona. Allora. Mettiamo Labre e Magic. Oh, aspetta, questa è buona, già ma. Sono 3 eliminati ogni volta. In teoria 4 perché dovrebbe contare anche te, credo. Sì. Mo sblocchiamo questa qua. Allora.
Togliamo un attimo questo e mettiamoci più questo qua, perché 2 utilizzi riusciamo a farli. Loro 4 utilizzi, abbiamo pure questo qua per prendere un po'. Scappa dall'evento senza prendere danni. Non è la polizia, lo possiamo usare. No, no, ci conviene partire di notte allora. Aspetta, partiamo immediatamente. Ok. Ok, almeno così abbiamo tutti i bonus, riusciamo a fare qualche altra cosa e nella prossima città possiamo lavorare e riposare un pochino. Ok, mi ha mandato qualcosa Martino. Non c'è niente. Ok, questo qua si toglie in automatico, quindi a posto. E abbiamo di nuovo in the zone. Ho detto che cazzo era successo? Minchia, oggi è un bel giorno, ti ha ridato più 10 di energia. Quando ci serve, giustamente non esce, giusto. Dobbiamo sempre finire con le patte. La randomicità degli eventi, mi sembra giusto. Oh no, i biker un'altra volta. Oh no, ragazzi, che volete? Biker, quanta cazzo di roba c'è. Però aspetta, allora. 2 li togliamo in automatico. Ok, poi se io faccio con un'abile manovra uno singolo. No, aspetta. Così ne tolgo 4 tutti insieme. E a questo punto questo non lo possiamo usare. Cazzo, stanno dormendo tutti. Come fa una prossima? Io prendo 2 di armatura adesso, che è una cosa che non abbiamo mai fatta. Ci resta la prossima cosa? O sono momentanei? Oddio, forse sono per... No, scompare dopo l'evento. Ok, sta risposto il gioco. Grazie mille, gioco. Mi aggiungo i $20. Allora, aggiunti $20 e scappo dal fight senza prendere danni. Dai, quello effettivamente è un bel farm di soldi, sì, Get in the zone when escaping an event. Ok, ok. Però almeno ci siamo presi pure altri $20. Ah, faccelo qua. Siamo tornati a 37. Quindi qualcosa riusciamo a fare. Ah, quello mi pare c'ha 2 utilizzi. Oh no, si è buca. No, già l'ho usata pure prima. No, dico, sono sì, sono 2 utilizzi. Cioè ti fa fare comunque 40 percorsi prima che arrivi. Però abbiamo i biker che ci stanno inseguendo e si è bloccato. È saltata la ruota, quindi. Come te l'è saltata? Vai. No, no, quello no, siamo ancora in live. Fatto che caso. Posso fare così. Ok, ho sbagliato ad usare oggetto, però alla fine abbiamo sbloccato un bonus. Però con quello potevo far finire subito il tutto, vabbè. Ok, siamo arrivati nell'altra cittadina, ok. Se c'è del caffè qua... no, la tavola calda è chiusa, dobbiamo andare per forza. Allora, facciamo così. Exploration. La corda ce l'abbiamo. Vedo di fare il più velocemente possibile, se trovo la strada. Ok, avevamo pure la torcia. Ok, trovato qualcosa. Ok, trovato qualche altra cosa. Dov'è l'uscita? Trovate anche le bacche. Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? No. Questo ciciulla. Ma questo è chiuso? No, di qua? No, mi sono perso.
Allora. Ok, le rocce. Deve stare qua l'uscita. È qui da qualche parte. Uscita. Dacci l'uscita. No. Così. Eccola qua. Madonna. Culo, Guarda uno. Che culo. Che c'hai? Minchia, che cosa è uscito da qua dentro? Allora, un termos. Mai visto sto oggetto, Gianmarco? Termos. Tiene le bevande calde, quindi possiamo portarci il caffè appresso. GG. Cazzo, tante run che abbiamo fatto non l'abbiamo mai trovato sto oggetto. Che culo. Penso questo sia uscito dalla tenda probabilmente. Se vai in blackout mentre guidi non perdi durabilità. Ah boh, noi ci vendiamo tutto, comunque costa 25. 2 pacchetti di sigarette. Beh. Caffè rovesciato. Toilet paper e finalmente ci possiamo pulire. Funghi. Funghi. E altri funghi. Ok. A questo punto mangiamo. No, questa è andata benissimo, ma sto termos. A questo punto si comprano caffè ovunque. Sì. Tanto restano caldi. Tu che ora dove si inserisce all'interno? No, allora, in realtà l'oggetto dice che è una passiva. Mantieni calde sì. le bevande dal diventare fredde. Passiva, quindi tu te lo metti nell'inventario. A livello logico. A livello logico sì, sì. Allora, a questo punto noi dormiamo così ci recuperiamo un attimino qui. C'è una bella colazione abbondante e calda perché comunque abbiamo i soldi. Siamo coldati. La bambina gioca. La bambina gioca. Allora, intanto questo ce lo vendiamo a 12,50 e recuperiamo qualcosa. Poi un po' di multispray per gli eventi in auto. Noi dobbiamo aggiustare comunque l'auto. Quanto vuoi? 45, tu non stai bene. Tu non stai bene. 15 te li do. 15 così te li do, più altri 3. Più altri 2. Ok, ci siamo aggiustati la macchina. 45, zucca. Allora, tavola calda. Chissà dove sarà mai questa bambina, no, non lo sapremo mai. Allora, la R76 dov'è? È il punto successivo. E niente ci vieterebbe di andare per di qua e poi andare giù visto che siamo fullati. L'altra quest. Ed è la strada ancora dopo. No, poi qua noi dobbiamo perdere tempo e lavorare per fare soldi. Tu però potresti fare sopra là. Potremmo fare così. Poi Stolstone e poi riscendere. Questo lo possiamo fare. Questo qua lo possiamo fare. Dobbiamo portare solo delle birre. Non abbiamo il bonus del gas perché comunque non stiamo viaggiando sull'autostrada, ma una stradina un pochettino di merda. Però poi dopo diventa una strada un pochettino normale. Lo facciamo così, facciamo così. Birre la prendiamo. Cazzarola, su 2 casse di birra. Allora, termos lo mettiamo vicino alla bambina. Prima cassa qua. E 2 sono dati alla bambina, no, più che altro mo l'altra devo vedere come metterla. Allora, questo è un problema. Questo è un enorme problema. Questo è un problema di taglia colossale. Ok, ce l'ho, ce l'ho. Allora. Ok, solo birra da sale. Siamo ubriaconi. Non sono nostre, ma noi le possiamo utilizzare. Sì, vabbè, però ti ciulli le birre e poi non gliele porti. Allora, qua non ci sono. Ci sarebbe questa. A Parigi la dobbiamo portare. Come Parigi? Ma tu non stai bene, bimba, scusami. Ma è precipizio. Vabbè, c'è una città che si chiama Paris vicino a Stollendorf. Certo. Certo. Dato che è troppo indietro, se no la posavamo un attimo. Però zio vanno al concerto. Allora, a questo punto la bimba verrà al concerto con noi.
poi avrà dei traumi tra anni perché si è trovata ad un concerto con degli sconosciuti. Acidi, una roba terribile, veramente. Va bene anche così. Allora, bambina. facciamo abbondante colazione a questo punto e ci mangiamo. Allora. Oggi butta 2 funghi e prendi dei caffè. Fanculo. Allora, io più che li vendo. Prendi che fanno sordo comunque. Comunque su 2 Thermos lasciamo qua. Questo lo facciamo. Bimba, visto che vai sempre in bagno, pigliate sta carta. Anzi, guarda. Stiamo. Qua così. Fai tutto. Sigarette, ma non perché deve fumare. No. Perché guarda queste non le devi utilizzare. Però gliele togliamo da mezzo. Ci prendiamo. Sandwich. A posto. E siamo belli sazi a posto così. Porto pure 3 caffè così. E 3. Oh, guarda che ogni fungo ti ha dato 2,50, il caffè costa 2,50. E recupera 1 di stanchezza. L'hai avuto omaggio, oggi mica male. Quindi già così a posto, possiamo tranquillamente partire. Qua c'è dell'altro. Rogue, che cosa avevi? Aspetta. Motorways. Meh. Allora, a questo punto andiamo a consegnarla questa. Ok, a posto. Finita musica? Infatti si è stoppato il pezzo. Allora, già ma lo sciappolino. Vai, stoppa un po'. Bene. Tutto questo 20 euro ci stiamo giocando. Dopo un mese abbiamo scoperto del Thermos trovandolo per scambio, per pura casualità, infatti sì, in una tenda. Va bene. questo gioco venisse aggiornato all'Isaac con l'aggiunta di tutti gli oggetti sarebbe bellissimo. Dato perché non so che tu avevi visto sta clip. Ok. E quello Dario ha fatto un'intervista contro te. Quanto pare lui è un grandissimo giocatore di Isaac. Un grande, tipo 3.000 euro. Sono solo 2 persone al mondo, chi gioca Isaac e chi nega mentendo spudoratamente. Tutti perché dovete giocare Isaac almeno una volta nella vita e capire che cosa vi perdete. Io purtroppo sono incapace a giocarci. Però ho visto tutta la serie del maestro. È proprio tosto, no, sì, no, io sono proprio incapace. Allora, 2, qua, aggiungi là, facciamo così. Non mi piace rivedere i momenti zen del maestro ogni tanto. Ok, uso oggetti da meccanico. Migliori prezzi nei garage e nelle officine, ok. L'altra abilità della bimba cambia sempre abilità ogni volta. Ok. Mincia, questa è pura salvezza. 3 energie e 3 d'armatura. Sì, ogni volta che la utilizzi diventa un'altra cosa. A questo punto si va semplici così. A posto. Dobbiamo fare un po' da dei soldi così. Mo la prossima sì. Ti conviene sprecarla, almeno ok, mo il problema è il caldo. Poi non siamo mai stati in queste zone noi. No. Noi abbiamo tutto il lato destro della mappa con le secondarie personaggi da trovare. Questo gioco ce lo portiamo a lungo. Quanti autostoppisti ci mancano da vedere? Sembra strano che non ci sia una pagina di diario con tutti gli autostoppisti che hai trovato. Un bestiario degli autostoppisti. Allora, noi lo dobbiamo capire come affrontare il caldo. Con le bevande fredde. Quindi dobbiamo comprare subito qualcosa. Allora, facciamo così. E ti ho fottuto perché lo scudo vale per 2. Da questo è il tuo turno. Guarda, mettimeli nel modo giusto. Però giustamente se porta la no. Però va bene lo stesso. Possiamo fare 1 e 2. E su altri 20 dollari presi. Idea di farming potentissima comunque. Così, benzina gratis. Mo dobbiamo mettere tanta benzina. C'è problema, non c'è pompa di benzina.
C'è enorme problema, Gianmarco. No. No, ragazzi, no, fermi. Non litigate. Fermi tutti. Fermi. Dobbiamo comprare una tanica, così se ce l'hanno nei negozi. Sì. Allora, qua possiamo fare. Che fai? Sul serio lo dobbiamo ancora usare. No. Polizia, no. No, abbiamo una bimba e una sposa in auto, quindi... Non riesco a farlo scendere in nessun modo. No, questo per il 2 gas è impossibile. Perdiamo la rana. Questo non serve, se fai un perfetto con questo fai così. Qualcosa questo oggi. Faccio lo stesso giochetto di prima. Questo lo facciamo. Di nuovo tu. Ok. Facciamo 1. Serviva l'abilità quella là 2, non ce l'abbiamo adesso. Inculcati di brutto, però aspetta. Possiamo iniziare a fare tranquillamente così. Vediamo questo. E non ci prendiamo il danno. C'è anche l'happy turn. Problema, Gianmarco. Speriamo questo. Ok. Per piacere. Però abbiamo usato al massimo l'abilità e ci siamo fatti altri soldi. Okay. Allora, qua. No. No, sta morendo la nonna. Nonna, no. Nonna, amore. Nonna, no. No. Salve. Ci serve della droga per la sposa. Allora, abbiamo consegnato le birre. A posto. 130. Oh, c'è la pompa. C'è la pompa di benzina. Ok. No, lo zio. Allora andiamo prima al concerto, poi torni a casa. Ok. Allora intanto, visto che... C'è la chiesa, sì. Vabbè. È una chiesa del deserto, Preacher. A questo punto direi pieno. Ma fai pieno per fuori. Pieno. Fuori. Stavamo a secco già, ma... Fai tu. 45. Va bene. Vabbè, però ci siamo più. C'è una tanica, qualcosa da shoppare per sicurezza. Ma che si... Ma tu ce l'hai la benzina ancora? No, è buono, vedi sta merda. Allora, innanzitutto il caldo. Succo di frutta sarà fresco, no? No. Succo di frutta. La soda. La birra. Cioè, questo, la soda, no, con far recuperare solo. Dice drink freddo, quindi vuol dire che il caldo. Pure questa. Ok, allora, sta a posto. Allora compra soda. Avevi ragione. Sei un sodaro, bravo. Cibo ce l'abbiamo. Abbiamo fatto pure un pochino di spazio nell'inventario. C'abbiamo pure un bel cappio da appenderci in gola. Poi piace a noi. Torcio ce l'abbiamo, le bende ce l'abbiamo. Ci abbiamo qualcosino così. Sai che dobbiamo comprare? Io avrei preso anche gli occhiali da sole, lo zio, sai. Ah, tanto culo. Per 2. Allora. Così non abbiamo problemi col sole, aspirine ce l'abbiamo. Ci abbiamo tutto. Volevo prendere un gratta e vinci per lottare contro i soldi, però... Allora, a questo punto... E ora possiamo andare a Stolsten. E poi riscendere giù. A questo punto dobbiamo fare così, ci recuperiamo le skill. Diventa notte e viaggiamo un pochino di notte. Mangiamela. A posto. Siamo perfetti. Facciamo sto tratto di strada qua, anche perché qua comunque ci potrebbe essere qualche altra cosa, quindi usciamo da qua e via. Ok, fino a qua è andata bene e i soldi comunque li abbiamo recuperati, ma possiamo farne altri 40 e recuperiamo i soldi della benzina. Diciamo che ci ha pagato lui la benzina. Sì. Allora, giusto per vedere, tu poi dove vorresti andare? Troppo lontano. Troppo lontano. No. Se era sulla strada quasi alla fine, dai, vabbè, ti portiamo a casa, ma laggiù adesso no. Possibile. Ambulanza. Ok. Aspetti, signor. Mamma mia. Mamma mia. L'ambulanza dietro? L'ambulanza dietro?
Dobbiamo andare alla nostra figlia, fateci passare. Risolto. Ah, pipì. Pausa pipì, visto che non è notte e non ce l'ho autoelimina in automatico, ci prendiamo $20 qua. 20 dollari qua. Ti ha tolto 10. Vabbè, ma ti ha fatto il malus randomico. Non potevamo fare niente così. Vabbè. Purtroppo non potevamo. Vabbè. Comunque abbiamo preso 20. Abbiamo preso 10, vabbè. Allora, a questo punto. Figo, abbiamo anche gli occhiali adesso, giustamente. Ok, quindi ce ne abbiamo. Ce ne sta altro poco? No. Merci. Allora, c'era un'altra chiesetta. Introspezione. Posso bere tipo 5 birre e poi. Se le reggi. Sono certo che posso bere un'intera bottiglia di vodka e stare bene. Non lo so. Penso che dopo una pinta meglio che stiamo attenti. Bravo, there's no way I drink and drive. Bravi. Anche perché puoi fare una brutta pinta. Esatto. Vedi? Un altro autostoppista. Vediamo, sarà nuovo? No, lui no, lo sì. Una rottura di cazzo. Lui doveva andare al concerto. Possiamo leggere già da qua? No, ce lo dice dopo. Bambina? Bambina ma non possiamo lasciare la bimba in mezzo al deserto. Resterà comunque da sola in un concerto e verrà probabilmente rapita questa Non bambina. penso. Certo che verrà rapita. No, devo dire la verità. No, sì, moglie deve venire con noi al concerto. Non possiamo lasciare i nostri amici. No, il musicista va a cagare, lascia stare. Non li possiamo lasciare. Ok, siamo arrivati in città. Vabbè, per fine abbiamo una bubbled di Gesù in macchina. Che fa. Ok, c'è anche un albergo, quindi possiamo dormire con calma. Negozio pezzi di auto. Qualcosa che possiamo effettivamente mettere c'è? Questo è quello che volevamo comprare l'altra volta che ci va in combo con l'armatura. Allora, ma al momento cosa abbiamo? Ah no, già ce l'abbiamo. Sì. Qual è la differenza? Ah, è di un'altra tonalità. Ok, quindi già ce l'abbiamo. Allora, che slot vuoti abbiamo per ora? Che c'è rimasto? C'è rimasto l'engine motore e utility back. C'è qualcosa. Engine. Wow. Però costa 31. Aspetta, vediamo che altro c'è. Roof, Questo no. fa la stessa cosa. No, effettivamente in questa run no. Interior. Roof. Interior. Utility front, che è questo qua. Questo è utility back. Che cazzo ci va nell'utility back? Dobbiamo trovare. Utility back. Un traino. Però che ci attacchiamo? Forse serve per qualche quest. Dici tu forse un po' inutile allora sto coso mo. Vedi pure gli altri a fianco sono a fianco al traino, scusami, a sinistra. No, sono tutte le calcomani. Questi qua. Ok. Ah no, perché quello si deve fare qua è solo da vendita. Allora, facciamo così. Questo a questo punto. Sì, per 30 così sì. Dobbiamo trovare l'officina per montarlo a questo punto. Avevamo la skill, no? Per metterlo. Col meccanico. Era solo con È la skill del meccanico che potevamo cambiare i pezzi ovunque. Allora c'è l'ostello. Negozio qui già ci siamo stati. Voi avete del caffè? Non avete del caffè, però avete un bel biglietto della lotteria che noi prendiamo con piacere. Un CD, così continuiamo a sbloccare canzoni. Eva Spence. Eva Spence, ok. Occhiali ce l'abbiamo. Qui ci abbiamo tutto. No, il caffè è ancora caldo. Va bene. Benzina ce l'abbiamo.
Dormire nell'ostello a sto punto non ci conviene Andiamo di neanche. notte, è meglio così. Questo è chiuso, tanto ci abbiamo da mangiare però. La cioccolata. No, cioccolata non cura, è vero. Noccioline. Ok. E ci abbiamo stanco. A questo punto prendiamo Andiamo subito un a pochettino di strade. stave e andiamo in città. Bello Fretarstone. Vai. Qui sei vicino a Marano, Fretarstone. Sì, sì, è la terza a destra. Bravo. What time is it? It's summertime. Torna a dormire. Bambina di me. Ah, gliel'hanno detto tutti? Vabbè. Allora, a questo punto, visto che è finito il CD, Sciappa un altro, dai. c'ha tutto sto gioco, Giuseppe, tutto, ogni singola cosa. Gioco, sì. Ok, difatti sì, abbiamo guadagnato uno di Questo, energia. per esempio, per una persona che va in Giappone deve fare tante ore d'aereo. Questo poi se ti metti pure un'ora, poi fai una pausa, ti vedi un film e poi lo riattacchi per qui. Passa Non ci avevo pensato a sta cosa. Questo però su che platform esiste? Solo su PC al momento. Questo sai dove sarebbe la morte sua? Sulla Switch. Fai uscire questo sulla Switch è finita. Girarci, più o meno. I testi sarebbero un po' piccoli, si dovrebbe un attimo adattare alla situazione. 10 fps ci va questo sulla Switch. No, che cazzo, se non va questo. Porca la miseria. Io tra l'altro ho letto questa notizia che a quanto pare in Nord America stanno circolando delle copie di Switch 2. Com'è possibile questo? A quanto pare sembra che della gente l'abbia, forse ovviamente sarà gente che avrà. E non è uscito niente su internet. No, è uscito l'articolo solamente. No, non sono uscite foto, non è uscito niente. Questo non ho controllato. Che per una cosa del genere, capito? Mi sembrava pure una cioè, mi era uscito su Google proprio la cosa, era una notizia, però non è stata appurata penso al 100% sta cosa. Ma vediamo se in questi periodi esce un altro annuncio per Switch 2, esce la data d'uscita magari anche. Vabbè, tanto mo è ad aprile la conferenza, quella lì. Ah, 2 aprile. Primi di aprile. Ok, caffè caldo, ci curiamo. Secondo me Sì, sì. nuovo, ma il Mario nuovo. Marietto nuovo per il lancio della Switch, sì. Ma Mario Per il lancio esce Mario Kart 9, sicuro. Però vedi un Mario Odyssey 2, 3, quanto cazzo cioè, Mario lo so, hai ragione. Solo su Switch senza contare più. Cioè è venuto più di Smash, Mario Odyssey. Ok, siamo arrivati in città. Messi insieme, no? Complimenti. Allora, Complimenti. finalmente compriamo il biglietto per il festival. La tenda ce l'abbiamo. C'è tutto, Dobbiamo solo andare al concerto. Ok. Allora, il biglietto ce l'abbiamo. Ergo sum. Go to the festival. Punto. Quanto manca per andare al festival? Abbiamo 3 settimane per arrivare al festival. 3 settimane, Gianmarco. Allora, innanzitutto, visto che siamo in città e si lavora tanto, noi mo stiamo venendo da là. Il gatto fa cagare. Noi mo stiamo venendo da là, mannaggia la miseria. Allora, nata voti indietro. Oh, però questa sull'autostrada me la accollerei. Quanto davano? Oddio, 70 per un viaggetto in 3 giorni. Allora, aspetta un attimo, fermati qua. Visto che finalmente siamo arrivati in città e abbiamo comunque preso 30. Allora, no, ma difatti poi inizio pure io a fare così, finisco pure un po' prima stasera. Si dorme in albergo e ci riprendiamo completamente. Tanto i soldi ce l'abbiamo. Tanto mo passiamo, ci facciamo tutti i job che sono presenti qua dentro. La linea 1 per Shinjuku. Ok, non è solo l'uso di droghe con la sposa, quindi anche dormire in albergo. Ok. Che gli è rimasta sta baldrata? No, a questo punto dovrebbe forse darci altro. Mo dovrebbe attivarsi poi al prossimo step la nuova quest. Allora, sono un bel po' di lavori.
Facciamo prima il bartender così tanto usciamo Però siamo ubriachi ubriachi, e noi facciamo fare gli altri lavori. No, no, aspetta, aspetta. Ti dà il bonus perché lavori, cioè ti dà il malus perché lavori ubriaco. Come lo facciamo passare? Devi dormire. Tanto di giorni avanti ce ne abbiamo. Quindi. Il gioco È vero, il malus l'altra volta ci chiede. Tu vai a lavorare ubriaco. A parte che quando guidi ubriaco c'hai Allora, il tempo mal per di fare le testa e azioni fame. quando capitano gli eventi, mentre di base non ce l'hai il tempo. Quindi devi giocare pure con quello. In più No, c'è il rischio della puzza di enemi più spesso. Ovviamente perché loro sentono la puzza del nemico. Allora, 16 ore. 60, E ti prende tutta l'energia oggi. 45, 40. Questo sì. Va bene. Pure questo qua. Tanto pure se vieni sei in città non dovrebbero esserci problemi. Ok. Sì, difatti ci servono i soldi. Allora. Non da dormire oggi di nuovo. Mo dormiamo. Fino al mattino. Facciamo aprire i negozi e vediamo un attimino tutto quello che c'è da prendere. Ci carichiamo la macchina e Saetta McQueen. Va. Allora. Sei sporco oggi. No, 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 siamo puliti. Avevo detto dirty. Ah no, Si è tolto, aveva fatto tutto lui. Sì, sì, sì. Allora. R65. Questa la prendiamo perché pure per strada. Però di che colore volete l'auto? Era qui. Serve un'auto nera. E danno 60. Quindi dobbiamo semplicemente andare al garage. Sì, sì, nella città c'è tutto. C'è il garage. Black Spray. Ok. Ok. La famo nera. A questo punto fai una bella riparazione completa all'auto. Fatto anche pulizia? Fatto anche bella pulizia. Allora. A questo punto. Qua non ci serve niente. Comprate una benzina d'emergenza. La tanichetta sì. Sì. Poi. Allora, qua siamo a posto. Qua non ci serve niente. Andiamo dall'inizio e facciamoceli tutti. Il biglietto è sempre qui, e non lo perdiamo. Meccanico abbiamo visto. Signora, lei? No, signora. Abbiamo imparato a nostre spese nei viaggi precedenti com'è la situazione. Qua non dobbiamo comprare niente. Allora, 2 noccioline che abbiamo finito gli oggetti per l'Angry. Quindi pure 2 patatine. Un po' di chicken wings. Ah, aspetta, noi dobbiamo fare sta cosa importante. Fermati, fermati. Abbiamo gli iniettori da mettere qua. Questo poi ci resta pure per la prossima run, così. Ci abbiamo recuperato pure un po' di spazio. Effettivamente il gancio lo potevamo prendere comunque perché ci sarebbe rimasto poi per la prossima run. Non ci avevo pensato. La prossima volta che siamo con quest'auto qua dobbiamo... Manca l'ultimo pezzo, l'abbiamo full upgradeata la macchina. Allora, qua niente. Qua... L'operazione la faccio. No, sì, quello è il gancio. Noi c'erano dei roulotte che potevi comprare da attaccare dietro. E sono altro spazio. Secondo me ci puoi mettere anche altri hitchhikers dentro, così. Ciao cane. Non abbiamo la scacciacani, così. Para la bestia. Ok, noi dobbiamo solo andare. Ok. Così con calma e tranquilla. Una pizza. Perché la sposa voleva una pizza, ce l'ha detto prima. A questo punto trovata in giro. C'è questo buono. E questo è da tenere per l'inizio delle altre run. Allora il problema mo dove la mettiamo? No, sì. Ok, abbiamo mangiato la pizza. Vabbè.
Abbiamo festeggiato. E devi prendere tutto oggi, se no è un casino. Spedina è buono. A questo punto, qua abbiamo esplorato. Vediamo sull'inventario. Ecco qua, a posto. 1, Allora, 2. Lo spray nero pure buttalo, l'altro. Il brown lo buttiamo, l'altro ce lo teniamo. Così che tanto abbiamo... No, a me piace tenerla blu, quindi poi dopo devo fare il change, sì. Allora butta il coso là, il car interior, quello là lo possiamo mettere. Quello volevo fare. Sblocca un sacco di CD. Ok. Una melodica. Tamburello. Gli speakers. Allora, vai. Minchia, full restore energy. Porca vacca. Però tu ti rendi conto che questo è l'upgrade definitivo che ci possiamo portare pure nelle prossime run? Ma non ce l'abbiamo in tanto. Questo non la puoi attaccare. No, questo è sul tetto. Ah. Minchia. Sì. Sì. Questo va sul tetto. Vabbè. Interessante. Così che venditi il tetto. Carrello. Monti la tenda. Giotto l'ha fatto il campeggio sul tetto della macchina. Si è preso la tenda. Io non fare i soldi pure io. Passare. Così, compra, lo so che lo vuoi comprare, compra. Ci rompiamo tutte le altre run dopo. Dopo è fatto. Sì. Vai, vendi qualcosa, vai, vendi tutto. Metti là. Mamma mia. Io mo voglio vedere qua come va. Aspetta però. Aspetta. Adesso devi vedere la spina, se c'è la spina. Via, A questo punto. Grazie. Ok. Ah, giustamente è gonfiabile, cioè si prendi e lo apri. Quindi io posso pure fare così e faccio così. Va bene. Anzi, detto qui. Va bene. Dove dormiamo, Va dormiamo, bene. ci puliamo l'energia. Potentissimo. Salve signorina. Vivo, zi. Allora no, ma di fatti e ripartiamo la prossima volta e andiamo direttamente là. Vabbè, allora a questo punto il viaggio è pronto, l'upgrade definitivo ce lo siamo fatti. Quindi al momento continuiamo il viaggio nei prossimi giorni e poi vediamo o dopodomani o al massimo domenica per continuare Daredevil. Quindi nel frattempo buonanotte a tutti e ci vediamo domani. Buonanotte.